Bentrovati con Sveglia Trieste, un buongiorno a tutti. Lunedì 8 maggio, in questa mattinata dalle 7:30 alle 9 avremo ospiti Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia, e Tommaso Vaccarezza, che è parte della lista Adesso Trieste. Poi dalle 9 alle 10 in compagnia dell'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli. Con lui dunque chiuderemo la puntata odierna. Andiamo a leggere la situazione atmosferica, la pagina delle previsioni meteo. Il promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo è indebolito dall'arrivo di aria più fresca e umida atlantica, che favorisce una certa instabilità atmosferica sulle Alpi. Mercoledì giungerà un deciso fronte molto più freddo. Sulla fascia montana cielo in prevalenza coperto, con piogge da moderate ad abbondanti, possibili rovesci e qualche temporale. Su pianura e costa cielo variabile o nuvoloso con schiarite, ma anche con la possibilità di qualche breve fase di pioggia, in genere debole. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà vento a regime di bora moderata. 14-17 sono le temperature minime previste, le massime fra i 19 e i 22 gradi centigradi. Per domani, martedì 9 maggio, cielo variabile con maggior nuvolosità sulle zone occidentali e maggiori schiarite ad est. In montagna sarà possibile qualche pioggia sparsa, in genere debole, o qualche rovescio. Sulla costa al mattino soffierà bora moderata, che tenderà a girare di brezza nel pomeriggio, soprattutto fra Lignano e Grado. Per domani le temperature minime si aggireranno fra i 13 e i 17 gradi, le massime fra i 19 e i 22 gradi centigradi. Andiamo a vedere il piccolo di oggi con i titoli in evidenza che spaziano fra la Spring Run. La festa di ieri per 5.000, erano circa infatti 5.000 le persone che si sono iscritte fra le gare non competitiva e le competitive della mezza maratona e quella sui pattini, sui roller, ed è stata una giornata di festa anche grazie al bel tempo che ha favorito la presenza delle tante persone che hanno passeggiato, hanno corso, hanno pattinato lungo la costiera. Per gli agonisti invece più blanda la camminata o il percorso di 7 km tra il bivio di Miramare e Piazza Unità, passando per la Riviera Barcolana e poi via via avvicinandosi verso il cuore di Trieste. Il basket invece, altra notizia sportiva che per i tifosi, ma anche per chi tiene alle sorti di una attività sportiva di vertice a Trieste di un certo livello, può rappresentare un dramma, perché la pallacanestro Trieste è retrocessa in Serie A2, biancorossi travolti a Brindisi nel match chiave, si scende di categoria per il quoziente canestri. La delusione dei tifosi, ieri l'incrocio fra la sconfitta di Trieste e le vittorie di Scafati, Napoli e Reggio Emilia ha dunque decretato la retrocessione per i colori biancorossi della palla a spicchi. Poi ieri cosa è successo? Che in Piazza Repubblica si è rotta una tubatura, ondata di fango in via Mazzini, lo descrive bene questa foto davanti all'hotel Hilton, in questo angolo fra via Santa Caterina e proprio la stessa Piazza della Repubblica. Si è rotto una tubatura idrica che ha poi riversato in strada un ingente quantitativo d'acqua, un notevole quantitativo d'acqua, che fuoriuscendo dalla tubatura, incontrando poi l'asfalto, il terriccio che contorna proprio le tubature, ha riversato fango in strada, visibile fino alle vie San Spiridione, via Filzi, forse un po' più in là via Filzi, ma tant'è anche via Gay e via Imbriani. La polizia locale sul posto ha indicato delle chiusure, ha modificato la viabilità, sul posto Cegas, PS Amg e Vigili del Fuoco, per rimettere a posto questa tubatura che è esplosa circa attorno alle 15:40 e dopo 2 ore è stata sigillata, quindi la perdita è stata arginata. Tuttora in questo momento sono in corso i lavori per il ripristino, e non una toppa, ma un ripristino vero e proprio della condotta idrica. Prima di venire a Sveglia Trieste sono proprio passato per di là e sono al lavoro in questo momento. Andiamo a vedere cosa è successo ieri, cosa si sono trovati davanti i triestini, i turisti, attorno alle 15:40 circa.
Ha creato diversi grattacapi la rottura di un tubo idrico questo pomeriggio in Piazza della Repubblica nelle vicinanze dell'Hotel Hilton. Per causa in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco e del personale Acegas, entrambi giunti sul posto, la tubatura ha riversato in strada un grosso quantitativo d'acqua che ha inondato buona parte delle corsie veicolari di via Mazzini, nonché le strade che le incrociano. La polizia locale è giunta sul posto e immediatamente regolato la viabilità, disponendo una serie di limitazioni e deviazioni. La via Mazzini è stata chiusa al traffico per tutte le linee del trasporto pubblico locale, dirottandole verso Corso Italia e via Valdirivo. Strade come via San Spiridione, via Roma, via Embriani sono state interdette nei punti di collegamento con le arterie oggetto dall'allagamento. La tubatura ha riportato un danno non da poco, basti guardare l'acqua che esce dai tombini in Piazza della Repubblica e lo stato dell'asfalto per riuscire a capire l'entità. A seguito di questo inconveniente anche altre zone della città ne hanno risentito in termini di pressione idrica. A chi è andata peggio c'è stata una brusca interruzione dell'acqua dai propri rubinetti. Poi situazione che è rientrata un paio d'ore dopo, sono rimasti senza acqua o con una pressione minore molti condomini della zona del centro città. Andiamo a leggere ancora il piccolo, la grande fuga da Zaporizhzhia, allarme, poi la centrale nucleare, ancora il conflitto in Ucraina mette in difficoltà le zone colpite dai raid, poi l'iniziativa in Romania, quei vecchi bus trasformati in ospedali mobili per Kiev. A pagina 9 viene anche descritta questa situazione che mescola l'emergenza al fai da te per appropriare dei camion dismessi in ospedali mobili. Raddoppiato il gap salariale genitori-figli è al 40%, e l'inchiesta pagina 2 e 3 che vedremo tra poco. Poi l'annuncio, Cottarelli, esco dal Partito Democratico e abbandona il Parlamento. Elly Schlein, la verità su Regeni non va sacrificata sull'altare del gas, ha detto la segretaria del Partito Democratico riguardo il caso Regeni, l'omicidio in Egitto. Poi la mosca raffinata di Vallortigara, a pagina 24, le 7 tradizioni che Lubiana coltiva invece lo spazio culturale all'interno del piccolo. Andiamo a pagina 2, poveri giovani, raddoppiato il gap salariale tra generazioni, ora arriva al 40% dello stipendio, le cause, paghe basse all'ingresso e gli anziani che non lasciano i posti migliori. Questa in sintesi la situazione del gap salariale fra generazioni. Il divario salariale fra i giovani e gli anziani è cresciuto del 19%, passando dal 20% del 1985 al 40% del 2019. L'età media dei lavoratori sfiora i 43 anni. I lavoratori più anziani tendono a rimanere più a lungo nelle aziende e nelle posizioni più remunerative, rallentando la salita dei giovani nelle gerarchie. Una concausa, va detto, è anche l'innalzamento dell'età pensionabile, questo per quanto riguarda la permanenza sui posti di lavoro, poi sui ruoli di vertice è un'altra partita. La mobilità, per trovare spazio e migliori stipendi i giovani cambiano spesso posto di lavoro, rispetto all'85 però lo spostamento paga il 20% in meno. Il divario salariale per età è raddoppiato in Italia a favore dei lavoratori più anziani, per giovani un danno doppio perché così si alleggeriscono anche le future pensioni. Questo è uno degli aspetti principalmente tenuti sotto controllo, proprio la contribuzione che i lavoratori più giovani apportano al sistema pensionistico. 2 milioni di italiani lavorano troppo, restano in azienda 50 ore a settimana. I sindacati pensano ai 4 giorni, ma il fenomeno riguarda di più gli autonomi. Qui in foto il figlio ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che apre timidamente la settimana corta, quella da 4 giorni, che è già stata sperimentata in alcuni paesi del nord Europa, solo che poi va declinata attraverso le varie tipologie di lavoro. Andiamo poi alla pagina seguente, persa l'ambizione a far star bene i figli, non è una crisi risolvibile per decreto. Egoismo e illusione della crescita continua hanno affossato la condizione giovanile, i tagli delle tasse di corto respiro servono soltanto a prolungare
il declino. Qui attraverso un grafico la fotografia del momento, perché l'età media della pensione in Italia nel 2070, la più elevata in Unione Europea, vede 68,9 anni, 165 sono le giornate lavorative dei giovani tra 20 e 24 anni, il 30% in meno della media nazionale. 3,4 milioni le donne italiane con i rapporti di lavoro a tempo parziale, 70% in più rispetto agli uomini. Negli ultimi 30 anni si è ridotta in Italia la presenza nei settori a più alta produttività. Le famiglie indigenti, ecco il sostegno esclusi i percettori del reddito, la carta per gli acquisti di prima necessità è stata poi stilata. Schlein, patti sul gas col Cairo dimenticando la fine di giugno, caso Regeni, la leader Dem attacca la politica energetica del governo e l'amministratore delegato dell'ENI Descalzi. Cottarelli esce dal Partito Democratico, lascia il Parlamento, segreteria in difficoltà. Moderati in subbuglio per i vari abbandoni, oggi un incontro del partito sulle riforme. Cambiare il sistema per nascondere le falle, scrive Alessandro De Angelis in questo articolo. Riprendono le partenze dalla Libia, l'hotspot di Lampedusa al collasso, in 24 ore altre 1326 persone arrivate con 23 sbarchi, scatta il piano per alleggerire il centro d'accoglienza. Nei dati Eurostat oltre 1 milione di irregolari nell'Unione Europea, più 59% rispetto al 2021. Oltre 1 milione di irregolari nell'Unione Europea. La tenaglia sui migranti, motovedette, camion e tecnologie di controllo, il patto con i libici per arginare le partenze e Piantedosi il 10 maggio volerà in Tunisia. Qui il ministro Piantedosi con il generale libico Khalifa Haftar. Le richieste della Libia, più mezzi per controllare i migranti e anche fondi per sostenere l'agricoltura. Oltre ai mezzi di trasporto, l'Italia impegna anche gli 007 per frenare le partenze, maggiori rimpatri e aumento dei posti nei centri di Calabria e Sicilia, quello che è il caso Lampedusa, da sgravare attraverso altri siti. Trieste e Venezia, i nodi da sciogliere fra velocizzazione e obiettivo della TAV, il treno ad alta velocità. Il progetto di ridimensionamento vale 1,8 miliardi anziché 7, ma fin qui per l'ammodernamento reperiti 250 milioni. Favorevole all'alta velocità, dice l'assessore alle infrastrutture della regione Cristina Mirante, impatto forte e tempi incalcolabili secondo Serracchiani e Moretti del Partito Democratico, solo progetti pagati dai cittadini, dice invece Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Pizzimenti della Lega, giusto pensare in grande ma ok ai primi investimenti per poter agganciare ulteriori fondi. Secondo le simulazioni l'intera operazione consentirebbe di percorrere la tratta in 1 ora e 14 minuti. Questa è la stima oraria, più o meno la tempistica, una volta ultimati i lavori della presunta e futura, chissà quando, alta velocità. Fuga da Zaporizhzhia, Mosca evacua 1500 civili dai territori occupati, allarme AIEA per la centrale nucleare. Prigozhin cambia idea, Putin ci ha promesso munizioni, Wagner resta a Bakhmut. Qui la mappa del fronte dove ci sono gli scontri, in giallo i territori sotto il controllo ucraino, in blu i territori liberati dalla controffensiva ucraina, in color arancione rosa i territori sotto il controllo russo. Quelle che vedete invece aree con delle bande laterali sono i territori ucraini sotto controllo russo prima del 24 febbraio del 2022 e poi ci sono le aree di guerriglia partigiana ucraina invece in una tonalità sempre a bande proprio sottile. Infine ci sono i punti dove si combatte, che oltre alla capitale Kiev, che è oggetto di alcuni bombardamenti aerei, e soprattutto tutta la fascia fra Lugansk e Donetsk, nonché Kharkiv, quindi la parte e la zona est del paese. Questa è quella dove si combatte per il controllo dei territori. La mappa del fronte si è spostata di poco, ormai è concentrata per lo più sull'est del paese. Intelligenza artificiale e armi automatiche, il Pentagono ora teme i conflitti senza controllo. Le tecnologie rischiano di stravolgere le guerre e i processi decisionali sull'uso
delle bombe atomiche. I vecchi bus blindati e trasformati in ospedali mobili in aiuto a Kiev. In Romania è progetto di un gruppo di persone attuato grazie a donazioni spontanee da parte dei cittadini. Questi autobus vengono poi convertiti in ospedali mobili a sostegno del popolo ucraino. Dalle calzature al pane, 7 tradizioni slovene entrano nel registro dei beni immateriali. Il Ministero della Cultura di Lubiana ha inserito nuove iscrizioni nell'elenco predisposto dal Museo Etnografico Nazionale. Alcune immagini di chi lavora a mano di tutto ciò che anche la natura offre e che viene lavorato ed è entrato in questo decalogo. Quel dialetto importato dai villaggi del Tirolo oggi lo parlano in pochi, c'è anche un fattore linguistico dietro alle tradizioni. William e Kate, operazione giovani. Il principe e la principessa di Galles sono il volto scintillante della corona britannica, ben più di Re Carlo III. Sneakers e jeans, addio sguardo algido, la 41enne sembra destinata a raccogliere la popolarità di Lady Diana. La ragazza dai natali borghesi sarà la figura chiave nel futuro della storia dei reali. Qui il principe William è proprio la stessa Kate a suo fianco. Pola, fondi europei per la ristrutturazione della diga foranea, invece Draga di Moschiena nel porto, la nuova gru per sollevare le barche. Il presidente della Romana Calcio fra gli arrestati, poi gli scontri a Udine, Francesco Seibessi ai domiciliari. La società monfalconese prende le distanze, giustizia sportiva allertata. Qui le immagini degli scontri che sono verificati a Udine al termine della partita contro il Napoli. Poi il rapporto l'oro-nero che vale 3 miliardi di tazzine, l'82% degli italiani lo preferisce a casa. In un report di Mediobanca la fotografia di un settore che per Trieste vale 270 milioni di fatturato, con gli Stati Uniti principale mercato di sblocco. Nei paesi del nord Europa i più forti consumatori, il prezzo di vendita nella grande distribuzione organizzata italiana fra i più cari. In Italia il caffè macinato in sacchetti resta il preferito, con il 73,6% dei volumi totali venduti. Qui in confronto i dati report sul settore del caffè in Italia e nel mondo, con la dicitura del mondo, consumo mondiale di caffè nel 2022 3,1 miliardi di tazzine al giorno, consumo mondiale di caffè stimato per il 2030 arriverà a 3,8 miliardi di tazzine al giorno. Il fatturato più 8,4% in Italia, con l'export che tocca quasi il 13%. Nel 2022 le esportazioni di caffè in provincia di Trieste sono state pari a poco meno di 270 milioni di euro, più 16,5%. La fonte è l'IRES regionale che ha fornito questi dati. Poi c'è la sostenibilità, il 39,8% usa carta e cartone, il 35,6% la plastica, il 15,2% alluminio, 9,4% altri imballaggi, a guardare anche all'ecosostenibilità dei prodotti utilizzati. La giornata dell'Europa è futuro per i giovani, scrive Giorgio Perini. Monfalcone, il PIL in crescita e le vere ricadute per il territorio. La firma è del sindaco Anna Maria Cisinte in questo articolo del Piccolo di oggi. La festa della Spring Run col fiatone ma felici, quelle 3.300 storie dentro la festa della Trieste Spring Run. Ieri le corse fra la competitiva e la non competitiva, la Family. Andiamo proprio a vedere lo start e poi anche un breve passaggio di quella che è stata la Fiumana Fucsia che ieri ha invaso Barcola. Immagini e suoni raccontano meglio delle parole l'entusiasmo che ha accompagnato questa mattina l'edizione 2023 della Trieste Family Spring Run, la 7 km non competitiva erede della Bavisela, che complice il meteo favorevole ha visto riversare lungo Barcola oltre 3.000 persone. La festa ha avuto inizio alle 10, a varcare per primi lo start al bivio di Miramare sono state le persone diversamente abili in carrozzina, che con i propri accompagnatori hanno aperto le danze della passeggiata non agonistica. 5, 4, 3, 2, 1, vai con le carrozzelle!
Alla partenza, ma anche lungo tutto il percorso, animazione, tanta musica, punti di ristoro che dal bivio a Piazza Unità hanno colorato il passaggio della scia fucsia della Family. Riguardo lo svolgimento, il mood è collaudato. C'è chi parte in piena per arrivare al traguardo, chi la prende con comodo, chi prende il sole, chi uno spritz o un gelato, chi pattina ai piedi, fa le prove generali per partecipare, magari l'anno prossimo, alla 21 km sui roller, una delle novità riguardo le corse competitive introdotte quest'anno. Piacevole poi vedere come in mezzo ai tanti triestini o comunque affezionati e abitué dell'evento si siano introdotti turisti italiani e stranieri colpiti favorevolmente dal clima di festa della prima domenica di maggio, una vetrina di vivacità e buon umore che non può che giovare all'immagine del capoluogo. Accanto a loro correvano o pattinavano gli agonisti, maestri pattinatori sfrecciano in costiera, leggiamo dal Piccolo, lezione degli africani nella mezza maratona, viabilità auto da Duino a Piazza Unità per la doppia sfida agonistica, alla 21 km si è aggiunta stavolta l'inedita gara sui roller. Vediamo alcuni dei protagonisti, perché a tagliare il traguardo per primo in campo maschile per la maratona Ekwan, primo tra gli uomini, invece Imani Zabayo, la prima donna a tagliare il traguardo. Poi le immagini della suggestiva marea in partenza da Duino nel fotoservizio del Piccolo di Andrea Lassorte, poi la 21 km Trieste Roller Marathon, la novità della edizione del 2023, quindi sui roller chi ha gareggiato ed è partito da Duino alle 9:30. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale, per noi l'ispettore capo Gurtner, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dunque immagino che ci sia qualcosa da poter aggiornare riguardo alla tubatura, giusto? Ma per quanto riguarda i lavori sono ancora in corso, sì. Non penso riapriranno questa mattina, era paventato un senso unico alternato, ma le maestranze sono praticamente in centro careggiata e comincia a essere un attimo difficile far passare il bus, far lavorare la gente in sicurezza e via dicendo. Certo. Quindi per questo motivo anche chi si serve dei mezzi pubblici faccia attenzione, perché ci sono alcune deviazioni, perché solitamente da Trieste Trasporti imbocca a questo punto la Val di Rivo a scendere e può fare delle deviazioni su via Roma e gli Embriani per risalire, quindi chi ha la possibilità di guardare anche sul sito della Trieste Trasporti dovrebbero averla aggiornata, non ho avuto modo di verificare questa mattina. Ok. Quindi alcune linee appunto sono deviate. Per altre cose della giornata, la cosa diciamo più importante, anche se la via è abbastanza poco trafficata, è l'inaugurazione della nuova sede INPS in via Ghiberti, con divieti e chiusura della strada, pertanto chi magari è in zona e abita e ha la macchina veda di andare a spostare prima del nostro intervento. Direi che altre cose per oggi non abbiamo, e se ci sarà qualche novità per quanto riguarda i Mazzini, casomai ora di pranzo. Certamente, dopo ci riaggiorniamo. Grazie all'ispettore Gurtner, buona giornata, buon lavoro. Saluti a tutti quanti. Andiamo a leggere ancora dal Piccolo, ondata di fango in via Mazzini, l'abbiamo visto anche poco fa dalle immagini, anche dal collegamento con la polizia locale, allagamento dovuto alla rottura di una condotta idrica nei pressi di Piazza della Repubblica, buona parte del centro senza acqua, poi è stato riparato il tubo, o meglio non ha più perso acqua, sta di fatto però che la viabilità, come abbiamo sentito, ha avuto necessità di modifiche, in quel tratto non passano gli autobus, ci sono tutte le deviazioni del caso all'interno dei siti di riferimento della Trieste Trasporti per gli autobus. E poi grazie anche agli aggiornamenti web si potrà andare a capire quando verrà ripristinata la corretta viabilità. Truffe telefoniche in strada e nelle case, consigli dei carabinieri agli anziani, l'iniziativa del comando provinciale dell'Arma proprio a colloquio con le persone più anziane per metterle in guardia davanti alle truffe telematiche in particolare. Cren Caffè, Piazza Galdoni non ha più appeal, lo storico locale è chiuso da fine aprile. La Julius Main, titolare della licenza, spiega il perché della chiusura, costi lievitati e l'area non è centrale come un tempo. Questa è l'azienda che guarda di fatti all'appeal che ha avuto e ha la piazza in questo momento. L'intervista, il caffè ora non basta, sia un'offerta gastronomica, dice Giovanni Locar, che
è un punto di riferimento per il caffè a Trieste con oltre 50 anni di esperienza nel settore. Da oggi il presidio di polizia invece in piazza Goldoni, poco distante dalla saracinesca del Cren Caffè, e si prepara anche lo sbarco delle guardie giurate. Il comune si interroga su come contrastare i casi di microcriminalità. La lista civica Adesso Trieste insiste, servono anche gli educatori di strada. Ancora cronaca, schianto davanti alla Conad, scooterista in gravi condizioni, un 54enne alla guida di un mezzo a 2 ruote si è scontrato con una vettura trasportato d'urgenza a Cattinara, sul posto del 118 i vigili del fuoco e la polizia. La proroga a concorso Aida Muggia, adesioni fino al 20 di maggio. Carso, trasporti pubblici carenti, lo SPI boccia pure i bus a chiamata. Da Orisina a Gropada fino a Cattinara e al centro di Trieste, la sigla sindacale rilancia l'elenco delle criticità emerse nelle assemblee dell'altipiano, confermate le 2 pluriclassi della scuola Gradnik di Zolla, il caso risolto a Morruppino. Poi il vescovo Trevisi che commemora Ravignani nella messa a San Giusto, l'affollata domenica nei musei cittadini con l'offerta gratuita e ieri è stata utilizzata. Le realtà dei lasciti testamentari alle associazioni animaliste nell'articolo dedicato agli amici a 4 zampe. Cosa è successo invece ieri a livello sportivo per i tifosi della Pallacanestro Trieste? Una situazione piuttosto spiacevole, la retrocessione in A2 della compagine giuliana nel match della vita viene annichilita a Brindisi, i biancorossi mai in partita al Pala Pentasuglia, sconfitti 92-70 dopo aver sfiorato i 30 punti di scarto, si scende di categoria per il quoziente canestri, le immagini della partita portano dunque a un triste epilogo, l'Evere il migliore, Terry gioca per Udine e pagelle di Raffaele Baldini che vedono voti bassi per quella che è stata la prestazione di ieri della squadra allenata da coach Legovic. Il dopogara, proprio il coach più ghiacci, è una delusione scendere così, ma ripartiremo, hanno detto, guardando già al futuro sarà da rimboccarsi le maniche per recuperare la categoria più alta della palla spicchi italiana. L'Armani chiude in testa, Venezia al 4º posto. La regular season con Milano che si piazza davanti a Bologna, sebbene a pari punti per la differenza di punti, dei punteggi e di canestri. La delusione dei tifosi in 700 all'Allianz Dome, oltre ai rappresentanti della curva nord in Puglia, tanto hanno seguito la gara sul maxi schermo. Ora è il momento dei bilanci, le 4 tappe negative, il KO con i reggiani, il caso Gaines, la scelta di Terry e la vicenda Davis hanno contribuito a portare la Pallacanestro Trieste alla retrocessione in A2. Ci spostiamo poi al calcio, Unione, chance persa ma sfida ancora aperta, il pari con San Giuliano non pregiudica il ritorno che gli alabardati dovranno vincere, alcuni giocatori sono anche in difficoltà. L'ex allenatore Pavanello ha rinunciato al contratto per l'Unione, ora spero che si salvi. Le alabardate invece nel calcio femminile scattano con 2 reti, poi subiscono la rimonta di Merano, qui coach mister Melissano alla guida delle donne della Triestina. Dopo la partita a Rocco di sabato contro il San Giuliano nella prima delle 2 gare play-out ha parlato anche il presidente della Triestina Giacomini, che ha fatto il punto sugli assetti societari e sul futuro della Triestina anche in caso di Serie C o di Serie D. Lo andiamo a sentire. Il presidente della Triestina Simone Giacomini ha parlato ieri al termine della partita contro il San Giuliano allo Stadio Rocco, facendo il punto sugli assetti societari e la programmazione futura. Primo aspetto, gli stipendi, la regolarità amministrativa del club e lo sguardo che va a settembre, quando la società sarà libera da ogni debito. Non è mancato un passaggio anche all'assetto dell'Unione. Il closing di fine gennaio non è andato in porto, Giacomini proseguirà da solo. Siamo arrivati alla fine del campionato con tutti gli stipendi pagati dei calciatori, è una società che sta rimettendo il senso anche dalle gestioni precedenti con tutte le cose errate e via dicendo, quindi a settembre la società sarà completamente pulita e libera da ogni debito che arriva. Ho fatto entrare nella compagine di altre persone perché mi serviva un sostenimento più che economico, perché quello abbiamo pensato noi, ma proprio per una mano interna per sistemare i conti, per sistemare le cose che c'erano state sia nella gestione precedente che prima. Quindi poi dovevamo fare un closing perché il mio amico Cross, che comunque era interessato a darmi una mano, ad entrare come ho sempre detto, poi le cose non sono definite e quindi ho deciso di andare avanti da solo
adesso sono qui, ci sono ancora io. Non esiste, secondo il presidente, un piano A o un piano B a seconda se l'Unione resterà in Serie C o sarà retrocessa. Gli investimenti sono stati fatti e la dirigenza dice, appianati gli ultimi 3 milioni pendenti su spese gestionali anche passate, ha dimostrato con i molti aggiustamenti a rosa e staff che a questo progetto ci crede e come. Il piano A e il piano B sono io, perché al piano c'è stato una B&C, domenica il sabato si gioca la partita, se dobbiamo vincere la partita assolutamente, quello è il piano A. E il piano B è che se non si vince la partita ci sto sempre io che mi metto la faccia, che mi siedo qua e che mi rialzo le mani e che vado avanti. Invece noi abbiamo cambiato mezza rosa, 3/4 di rosa, perché dovevamo fare un cambio drastico, abbiamo cambiato gli allenatori che stanno in busta paga, insomma non è che non ci sono stati sforzi, se no quando si parla di impegno e di sforzi io li vedo quelli. Fermiamo ora per la pubblicità, ritorneremo tra poco in compagnia di Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia, e Tommaso Vaccarezza della lista civica. Adesso Trieste, a tra poco. Ben ritrovati in diretta a 7:35 lunedì 8 maggio, buongiorno, ben trovato Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia. Buongiorno, un saluto a tutti i telespettatori. Buongiorno Tommaso Vaccarezza, consigliere della quarta circoscrizione con Adesso Trieste, ben trovato. Buongiorno a tutti. Vaccarezza, proprio da lei parto perché è tempo questo di, questo è un momento in cui la città si vede turistica, in particolare con le belle giornate, fra navi, fra turisti che arrivano qui con i mezzi propri, però ce ne sono parecchi. Questo comporta però oneri e onori, come dire, anche per la gestione del traffico, la gestione della qualità della vita, e attraverso anche una mozione che porta la firma proprio sua di Adesso Trieste, anche la qualità dell'aria, in quel caso declinata alle navi bianche, cui impatto ancora non è del tutto chiaro da quello che si capisce. Sì, non è del tutto chiaro, ma ci sono vari studi dell'Università di Bergen o piuttosto degli altri centri studi che sono dislocati nelle città mediterranee che subiscono questo tipo di turismo, in cui viene, insomma, l'impatto ambientale di una nave da crociera è pari a 12.000 automobili. Le navi da crociera usano un olio combustibile molto inquinante, se non 100 volte più inquinante rispetto al diesel utilizzato dalle automobili. Quindi noi, tenendo in considerazione, avendo in considerazione che a Trieste nell'ultimo anno ci sono state ben 181 toccate di navi bianche. Nel 2022? Nel 22? Nel 2021. Ok, 21. Nel 2021. E attraccano nel centro cittadino. Domani discuteremo una mozione presentata dal sottoscritto di Adesso di Trieste, in cui si chiede al sindaco di farsi parte attiva presso l'ARPA, perché è l'ente preposto per il monitoraggio dell'aria, per l'installazione di una centralina di rilevazione dell'aria, della qualità dell'aria. Questi fumi, i camini delle navi bianchi sono, come abbiamo detto, sono altamente inquinanti perché rilasciano nell'atmosfera i particolati, il PM2, PM10 e poi ossido di zolfo, ossido di azoto. E ci sono addirittura studi a Civitavecchia, che è un hub crocieristico molto importante, eseguiti dal Dipartimento di Epidemiologia dell'azienda sanitaria, in cui viene rilevato che la popolazione residente entro i 500 metri dal porto è soggetta a una soggetta a un aumento percentuale di malattie neurologiche e respiratorie dal 50 al 30% rispetto alla popolazione residente in altre zone della città. La popolazione, ripeto, che risiedono nei 500 metri, nel raggio di 500 metri vicino al porto. Quindi è essenziale che il sindaco si preoccupi e intervenga e tenga monitorata la situazione, perché ancora adesso io mi ricordo un'audizione dell'assessore Rossi in circoscrizione, lui aveva detto di non sapere, di non conoscere gli effetti avversi delle navi bianche. Io mi chiedo, ma com'è possibile? Apriamo la nostra città, il nostro porto, le nostre vie a questi giganti del mare e non sappiamo quale impatto possono avere nella salute dei cittadini?
Giorgi, cosa mi dice a riguardo? Beh, qui cosa ne pensa? Allora, si apre un mondo, perché intanto a Capodistria stanno già festeggiando, perché quando sentono un rappresentante delle istituzioni triestine dire ma le navi bianche potrebbero creare delle problematiche, magari le lasciamo a qualcun altro, immagino che gli amici d'oltre confine siano già pronti con i tappeti rossi. Allora è vero che bisogna monitorare, è vero che bisogna fare attenzione a quelle che possono essere le ricadute di tutto quello che succede in città. Però stiamo parlando di 1.600.000 presenze nel 2022 dei turisti, di una Trieste che negli ultimi 20 anni ha cambiato completamente quello che è la sua deriva, e non è più una deriva dove c'erano sì problematiche di salute, di una deriva in parte industriale con i problemi veri, quelli della Ferriera di Servola, dove sì le centraline ARPA impazzivano e le sforature erano a febbraio-marzo già superiori a quelle che potevano essere tutta durata dell'anno. Fortunatamente poi con il lavoro fatto dall'amministrazione di Piazza, ricordo sulle navi bianche con lo splendido lavoro fatto dall'amico Maurizio Bucci, siamo arrivati a dare delle visioni diverse di quello che può essere il futuro della città e dell'indotto della città, per cui aver virato, per restare sempre su temi navali, sul turismo e anche sull'arrivo delle navi bianche, che indubbiamente creano delle problematiche, per il parcheggio, perché magari bisogna chiudere le rive, ma io penso sempre che le rive dovrebbero essere pedonali e non motorizzate, perché abbiamo un lungomare straordinario e con il sindaco di Piazza stiamo vedendo appunto di pedonalizzare anche quell'area lì. Ci sono sicuramente delle problematiche, un domani il futuro non soltanto per le navi bianche ma per il porto in generale deve parlare di banchine elettrificate per far sì che sicuramente quello che può essere un impatto sull'inquinamento della zona sia visto diversamente, però dobbiamo anche pensare a quello che poi andiamo a programmare. Bene, le navi bianche inquinano? Le facciamo andare via? Poi il prossimo passaggio qual è? Bisogna dare un'impostazione con l'attenzione alla salute dei cittadini, ma che deve essere poi verificata con una serie di studi, perché giustamente l'assessore Rossi, io non ho dubbi di quello che dice il consigliere in merito all'impatto che può avere sul territorio, però cerchiamo di fare una valutazione generale. Ora c'è una mozione che parla della centralina, però poi bisogna anche guardare oltre e capire. Io sottolineo che ancora una volta Trieste però, ma anche negli ultimi giorni, continua invece, grazie al richiamo turistico, ad essere presente nei media di tutto il mondo, e credo che sia importante in un momento così difficile anche per quello che riguarda posti di lavoro e indotto. Allora, sentiamo una telefonata, poi le devo fare una domanda su questo, Vaccarezza, così mi può eventualmente rispondere. Certo, sentiamo, buongiorno. Pronto, buona giornata carissimo Bernardo. Buongiorno Claudio. E dai suoi graditi ospiti, sono Claudio Visentino. Buongiorno. Oggi decisamente non è una buona giornata per lo sport triestino. Sì. E lo dico ad uno sportivo doc, l'ex assessore Giorgi. Il basket retrocesso in A2, la Triestina in una partita o dentro o fuori. Sì. La mancata promozione della pallamano, il Ferini che latita, poi c'è la ricodificazione pure del campo del Campanelle. Chiedo un suo pensiero su questo momento delle squadre più rappresentative della nostra città. Poi un fatto a me importante, desidero sapere, caro Lorenzo e anche il suo collega, se può attivarsi in comune per dare un riconoscimento ad una nostra concittadina benemerita, Lori Gambassini, indimenticata anima che tante persone ha aiutato della ex lista per Trieste, con l'indimenticato marito consigliere regionale Gianfranco Gambassini. Grazie per le risposte e buon lavoro. Grazie a lei Claudio. Allora, sul riconoscimento a Gambassini e sullo sport magari parliamo fra un attimo, Vesintin, solo per chiudere un po' il pacchetto dell'argomento che abbiamo cominciato un attimo fa. Vaccarezza, le faccio questa domanda così dopo lei mi può fare una sua considerazione se vuole rispondere a Giorgi. Sono le banchine elettrificate una soluzione a questo problema? Questa è la mia domanda. Sicuramente è una buona direzione, poi dipenderà da come verrà generato questa elettricità, no? Se poi del petrolio siamo punto a capo. Comunque, per rispondere al consigliere,
Quella delle navi bianche è sicuramente un tema complesso, il turismo anche richiede sia competenze e capacità di analisi, perché è un settore di per sé per antonomasia trasversale, che coinvolge le infrastrutture, i servizi, l'ambiente e così via. Noi cosa sappiamo delle navi bianche? Che l'impatto ambientale 12 volte vale, l'impatto ambientale in termini economici vale 12 volte l'indotto che crea. Ricordiamoci che nelle navi bianche tutti i servizi che vengono erogati, dati, portati il cibo e così via, vengono portati vengono direttamente portati dagli hub delle compagnie marittime, non lo so, da Genova, dalla Germania, e vengono portati qua a Trieste, le navi sono così rifornite, quindi non comprano locale, ecco, non comprano assolutamente locale. I servizi che richiedono, cioè a livello occupazionale, sono quelli di autisti di autobus o piuttosto, non so, taxi, oppure proprio lavori, diciamo, non altamente qualificati. Ricordiamoci inoltre che producono 1 tonnellata di rifiuti al giorno le navi bianche, e le ricadute economiche che un turista diciamo in media passa dai 4-8 ore al giorno in una città. Quindi non gli permettono di fare escursioni al di fuori del centro cittadino e della piazza Unità. Quindi l'impatto non è diffuso in tutto il territorio, ma è concentrato solo in una piccola zona della città. Quindi in tutto questo per dire che vanno soppesati tutti questi impatti, effetti sia positivi che negativi, e per questo ci vuole studio e analisi, e mi sembra che questa amministrazione non abbia mai perseguito questa strada. Basta vedere la sezione io lo ripeto sempre perché è un po' un mio pallino, però lo ripeto, nella sezione degli open data, dei dati aperti, ci sono 3 dataset. Il comune di Lecce, che ha 100.000 abitanti, ne ha 630. Cosa sono questi dati? I dati aperti su cui è possibile sviluppare dei prodotti, nuovi servizi che sono aperti alla cittadinanza, così la cittadinanza può informarsi, può riutilizzarli appunto per la produzione di altri prodotti, e si può studiare i fenomeni che ci sono oggigiorno. E mi sembra che non c'è questa inclinazione da parte dell'amministrazione, ecco, nell'analizzare a fondo un settore, anche un settore come quello del turismo, della crociera, che può ovviamente sicuramente portare qualche beneficio economico, ma a fronte di enormi esternalità dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Giorgio, se vuole replicare 10 secondi solo per ricordare quando arriva la nave, perché si parlava di autisti eccetera. Arriva il pilota che è triestino, arrivano gli ormeggiatori che sono triestini, per la tonnellata di rifiuti arriva una ditta, senza dire il nome, che è triestina. Soltanto così, come la nave arriva, i turisti scendono, magari adesso Trieste dovrebbe fare un giro, giustamente è concentrata forse più su San Giacomo o su Roiano, ma portando un turista che arrivi con la nave o che arrivi con l'aereo a Roiano magari c'è meno interesse. Vada a fare un giro sui negozi e i commercianti del centro, che fanno parte anche loro di Trieste, danno un servizio, evidentemente ci sono delle ricadute. Come sempre ci sarà una parte negativa e una parte positiva. Secondo me l'impatto importante sul turismo c'è. Allora, sentiamo ancora una telefonata, poi un commento sulla questione sportiva. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo segnalare un caso che ci è toccato a noi. Causa incidente, la moglie viene portata in ospedale a Catinara alle 1 di notte. Ok. Dalle 1 di notte viene visitata dopo 4 ore. Sì. E viene dimessa alle 10 di mattina. Ok. Dimessa dopo essere stata ingessata tutto. Questa è la nostra sanità. Questa è la nostra sanità triestina che abbiamo. 10 ore in ospedale a Catinara, sabato notte. Questo va bene? Ok. Grazie. Questo è uno dei tanti casi, episodi che anche noi in questa trasmissione raccogliamo e che
dimostrano come quando si parla di sanità in certe situazioni, non sempre va detto, ci sono tempi lunghi di attesa, lasciamo stare le liste per gli interventi che è un caso annoso, ma anche di quelli che possono essere i codici giornalieri per evadere le problematiche delle persone. Se non so che codice fosse la signora per questa ingessatura a seguito dell'incidente stradale, chiaro, 10 ore, quasi viene da dire che non è andata neanche in maniera diciamo da odissea come qualcun altro. Sta di fatto che problematiche di questo tipo il cittadino spera di poterle risolvere in 2-3 ore anziché 10. Giorgi, poi Vaccarezza. Andiamo su questo subito, voi che rispondiamo. Possiamo anche andare sullo sport, se vuole una battuta sulla sanità, senz'altro, visto che ha telefonato il cittadino. Certo, indubbiamente andare al pronto soccorso è già di per sé una problematica, e già di per sé una lunga attesa non aiuta un po' anche la tenuta nervosa di chi ci va e sta male. Però io, guardate, ieri ho passato qualche ora al pronto soccorso perché c'erano dei miei conoscenti che hanno fatto lì una decina di ore, forse più. Evidentemente ci sono delle problematiche, delle priorità, i codici e la pericolosità della situazione per i pazienti magari in arrivo costringono in qualche maniera a chi magari si è fatto male ma non ha un pericolo immediato di vita di dover attendere. Indubbiamente quella del pronto soccorso è una situazione che va migliorata. Con la riqualificazione di Cattinara è prevista l'ampliamento del pronto soccorso, ovviamente serve un po' di personale, ma se pensiamo che all'ultimo concorso infermieristico su 600 posti se ne sono presentati 400 e mi pare soltanto 200 sono andati avanti, c'è anche una problematica per trovare risorse. Quindi intanto in bocca al lupo alla signora. Andare di notte probabilmente può essere che prolunghi anche quella che è la permanenza in pronto soccorso, però indubbiamente capita che arrivino dei casi, dei codici arancioni e rosso che in qualche maniera fanno slittare e fanno spostare l'attenzione del personale. Prego, dopo facciamo tutto uno. Sullo sport intanto un saluto a Claudio Graziella, e sullo sport non va niente ben, caro Claudio, nel senso che ieri la partita della pallacanestro era difficile già di per sé e purtroppo la prestazione è stata molto sottotono, e poi quell'incrocio di risultati che alla fine penalizzano sempre, insomma sempre noi ne tocca. Per la Triestina incrociamo le dita, però abbiamo visto la difficoltà di poter buttare la palla in rete, e nel calcio se non la butti dentro puoi avere la difesa migliore del mondo, ma se non segni non vai nulla, quindi incrociamo le dita che se all'ultimo riusciamo, almeno da questo punto di vista, la palla a mano che continua a essere la Juventus, anche se non mi piace questa battuta a parte, ma continua a essere la Juventus di questo sport, c'è una nuova guida e quindi speriamo che nei prossimi anni con la programmazione si possa ritornare a quello che è il palcoscenico minimo. Va bene la pallanuoto, speriamo che ricentri l'Europa, e questa secondo me tanti triestini ancora non conoscono questa realtà fantastica che insomma Summer sta portando avanti, e dopo c'è comunque tante soddisfazioni da sport che erroneamente noi continuiamo a chiamare minori. Ieri comunque c'è stata la pallavolo, ma comunque i risultati che fa l'atletica a livello nazionale. Ieri comunque c'è stato un momento seppur amatoriale, ma con la corsa con quasi 5.000 persone che fanno ricordare un po' i fasti della Bavisera, quindi dalle altre parti, nelle arti marziali, nel judo abbiamo anche nella box, nella box con il nuovo campione italiano, quindi anche se gli sport così più di riferimento popolare non stanno andando bene, insomma per il resto si tiene duro. Vaccarezza, se vuole fare un commento sulla telefonata del telespettatore riguardo la sanità. Quello della sanità è un problema annoso, diciamo che da decenni che c'è un indebolimento della sanità pubblica, e il Covid, penso l'emergenza sanitaria legata al Covid ci abbia insegnato ben poco. Ci sono politici soprattutto di destra, io ricordo poco prima delle elezioni regionali c'erano dei reclam sugli autobus a Trieste Trasporti
finanziati appunto dalla sanità privata, con cui venivano indicati benefici, supposti benefici della sanità privata, del convenzionato, che permetteva di ridurre i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Non so se avete notato, fatto strano, poco prima delle elezioni regionali. Come mai questo? Perché la destra ha sempre, come ha fatto a suo tempo in Lombardia e così via, ha sempre spinto per il privato. E come lo fa? Come fa a rendere agli occhi dei cittadini, rendere sempre più necessario necessario e contingente? Indebolendo il settore pubblico, così, in modo che il settore privato, il convenzionato, appaia come l'ultimo baluardo per fornire appunto le prestazioni ai cittadini. Però è come il discorso delle crociere, secondo me, no? È una questione di priorità e di politiche. Qual è per noi la priorità numero uno? Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è la salute dei cittadini, non è il risparmio magari di qualche euro a persona, prestazione che magari possiamo avere a fronte anche di un servizio qualitativamente non sempre positivo, eccezionale, insomma. Secondo noi, insomma, come dicevo, è molto più importante, no? Il diritto alla salute, il diritto all'ambiente, perché sono alla fine dei diritti che sono delle questioni che trascendono, insomma, anche poi al di là, che sono fondamentali, attraverso i quali non possiamo godere di tutto gli altri. Insomma, se noi come regione, sistema regionale, risparmiamo qualche euro, però abbiamo fronte di malati che non possono essere curati perché non ci sono più i medici o i dottori o gli infermieri che si occupano delle persone che hanno bisogno, insomma non vedo nessun beneficio, opportunità di perseguire questa direzione, questa politica. Vuole fare un commento sul movimento sportivo oppure vuole calare un velo anche lei? Nel senso... prendo atto, insomma, della situazione critica, mi spiace molto. Speriamo poi la Triestina c'è ancora una possibilità di salvarsi, magari. Assolutamente può in qualche modo contribuire. Da segnalare però l'ottima risposta del pubblico. Sì, quello senza dubbio. La squadra si meriterebbe anche con quello stadio bellissimo che abbiamo, insomma, si meriterebbe ben altro. Giorgio, poi la telefonata. Sono rimasto un po' basito, nel senso che il ragionamento del consigliere viene una pubblicità, non ho capito di chi, sugli autobus. Trasporti. Sì, ma non ho capito chi ha fatto questa pubblicità. Dell'associazione delle varie cliniche private. Ecco, quindi attività imprenditoriali che fortunatamente, visto che non siamo in Corea del Nord, hanno tutto il diritto di promuovere quella che è la loro attività, e allora questo fa pensare che il centrodestra che governa con il 65%, poi perché siamo anche qui fortunatamente in democrazia, quindi 65%, cioè la gente vi ha detto ragazzi, lascia perdere, l'amministrazione Federica evidentemente ha fatto un certo tipo di lavoro, perché siamo in democrazia e conta il voto dei cittadini, ed è stato talmente schiacciante che va tutto bene, perché poi è giusto perseguire quelle che sono le proprie convinzioni, però bisogna anche un attimo dire forse stiamo dicendo qualcosa di sbagliato. Quindi questa ricostruzione, chiedo scusa, un po' fantasiosa, per cui c'è una pubblicità di un'attività imprenditoriale privata, il centrodestra che vuole indebolire, quindi fa autogol, indebolisce quello che amministra per spostare sul privato. Poi ognuno insomma ha le fantasie. Se non sbaglio, tra l'altro adesso Trieste aveva presentato anche in circoscrizione una mozione contro il patto Asugi, che poi insomma il centrodestra ha bocciato. Va bene, è giusto in politica cercare di rappresentare quelle che sono le proprie idee, e fa parte della regola democratica. Poi però bisogna anche scendere sulla terra e rendersi conto di quella che è la realtà, di quella che è la situazione, quello che è oggettivamente la quotidianità, i problemi veri, perché se restiamo sulle cose un po' più ideologiche e fantasiose, soprattutto a livello di amministrazione comunale o regionale, non andiamo lontani. Indubbiamente c'è da mettere mano alla sanità. Io ho parlato con l'assessore Riccardi che ha dovuto affrontare quello che è stata una tragedia non regionale ma una tragedia mondiale
su cui ci sarebbero tante cose da dire ovviamente, ma amministrare la sanità in periodo Covid è stata una cosa che nessuno avrebbe potuto mai immaginare e quindi mano sicuramente a quella che deve essere una riforma per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Sentiamo una telefonata, poi dovremo anche andare in pubblicità tra poco. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Avevo una domanda, se possibile. Sì. Chiedere, no? Siccome io vado un po' in giro, un po' mi guardo intorno, non è che cammino dove chiusi. Se mi sanno dire perché ci sono tanti aerei che rilasciano queste scie, ma tantissimi ultimamente, non ne avevo mai visti anni fa. Prima cosa, se sanno rispondermi. Sì. Poi volevo fare, visto che si parla anche del salute dei cittadini, penso che l'aria sia anche una componente della salute dei cittadini. A chi bisogna credere? Bisogna credere a chi dice che c'è questa emergenza climatica o bisogna credere, perché non ho preso queste notizie da internet, mi sono portato a vedere documentari su questo e tanti 1500 scienziati dicono che non c'è nessuna emergenza climatica. Poi per quello che so io, per quello che avevo studiato, che mi ricordo, che io sappia, la CO2 non è un inquinante, è essenziale per la vita sulla Terra e quindi è benefica per la natura, rende la Terra più verde e favorisce la crescita della biomassa vegetale globale, no? E ho seguito anche un documentario sul professor Giacomo Battaglia, non so se lo conoscete, è un docente di fisica all'Università di Modena, dove dice lui che le siccità sono solo delle menzogne, quindi bisogna, secondo me, innanzitutto da persone intelligenti porsi delle domande, non credere sempre ai soliti tutto come dicono gli altri. Cioè, io pongo un quesito, non è che mi pongo contraria a tutto ciò. E poi volevo anche dire ai suoi ospiti, se sanno che tutto questo che dicono che non è vero, però si può rilevare da un semplice esame che si chiama mineralogramma del capello. Praticamente, se volete ve lo spiego, praticamente fai un pezzettino di capelli, si rimandano ad analizzare e questi rilevano tutte le sostanze tossiche nell'aria e ci sono anche naturalmente nel corpo, però dai cibi ce ne sono certe, mentre dall'aria ce ne sono altre che non devo pensare, sapranno, insomma, il litio, il bromo e in che basi ci sono. Quindi vorrei, se possibile, che possano darmi innanzitutto una risposta sulle scie, perché ce ne sono tante, e poi anche su questo dell'emergenza climatica, visto che penso che se uno proprio vuole e tutti dicono di no, ma fatti questo benedetto esame e se risulta positivo poi cosa succede? Ok. Questa è la mia domanda. La ringrazio, buona giornata. Grazie, allora li mettiamo un attimo in parcheggio per la pubblicità e poi quando torniamo sentiamo i nostri ospiti, a tra poco. Lorenzo Giorgi in risposta ancora sulla mail della telefonata di Claudio Visintin, poi affrontiamo anche l'ultima telefonata della signora. No, indubbiamente Claudio ha ricordato una persona straordinaria come Gianfranco Gambassini, che per me è stato un modello, e ha parlato di Lori, che ha rappresentato per il volontariato a Trieste una svolta, quello che ha fatto il Movimento Donne Trieste per decenni. È stato poi preso ad esempio da tantissime altre associazioni, ma il motore fantastico che io ricordo, ero così giovane listaiolo, per ricordare uno dei tanti impegni che insomma Loretta ha portato avanti negli anni, quindi credo che sia giusto che insomma l'amministrazione dia un riconoscimento su questo. Sposo in pieno la proposta di Claudio. Vaccarezza, se vuole ancora sulla sanità, sì, poi affrontiamo la telefonata sulle elezioni regionali, che ovviamente è stata una schiacciante vittoria della destra, però ricordo insomma che Federica ha avuto 5 anni per la campagna elettorale. Morettuzzo, il candidato presidente della regione, ha fatto campagna elettorale per 1 mese e mezzo. Questo magari per delle responsabilità proprio del centro-sinistra. Noi eravamo come Patto per l'Autonomia, adesso Trieste ha sostenuto il Patto per l'Autonomia, e ricordo che insomma 5 anni fa non era nemmeno presente in città, quest'anno insomma nella circoscrizione Trieste abbiamo raggiunto un 6,8-6,8%, insomma un ottimo risultato.
e in una campagna elettorale più lunga forse i risultati sarebbero stati diversi. Riguardo alla sanità, sì, noi abbiamo in circoscrizione, come in molte altre circoscrizioni, non solo nella quarta, abbiamo dato parere negativo alla proposta di riforma del sistema sanitario regionale, proprio perché riduce i distretti sanitari, riduce la presenza, i presidi territoriali. Cosa vuol dire? Riducendo che una persona, insomma, che deve usufruire di certe prestazioni non può magari che andare al proprio distretto sanitario, deve fare 40-50 km, insomma, per raggiungere un altro distretto sanitario e usufruire delle prestazioni. Cosa vuol dire quindi? Ingrossare le liste d'attesa, in parole povere. Io riduco la presenza in territorio che mi fa da filtro alle strutture ospedaliere, non essendoci più questo filtro aumentano le liste d'attesa e le corse. Quindi mi sembra abbastanza logico, è il motivo per cui abbiamo votato contro e siamo contro questo trend, quello di accentrare e di insomma, in poche parole, alla fine nel lungo periodo di indebolire sempre più la sanità, perché la sanità pubblica, che per noi deve essere pubblica, senza se e senza ma. Allora, la telefonata della signora prima della pubblicità verteva su grande cappello dell'emergenza climatica, declinata poi su scia, emergenza sì o no, CO2 e gli esami per appurare. Un commento da parte di entrambi. Temi molto importanti su cui credo che, almeno io francamente non mi sento di avere le conoscenze e le capacità per andare a fare una valutazione seria su quella che è l'emergenza climatica. Io credo che se ne sta discutendo, sicuramente ci sono delle problematiche forse più affrontabili, che è la problematica del riciclo della plastica, dell'inquinamento della plastica, che poi va in qualche maniera a impattare su quella che è un'emergenza generale. E quindi insomma passo la mano, nel senso che non sta, secondo me, a chi fa l'amministratore comunale di andare ad affrontare queste tematiche. Ci sono degli organi che sono deputati a fare questo e credo che debbano prendere, organi internazionali e mondiali, e credo che stanno prendendo delle decisioni per andare ad affrontare questa problematica. Maccarezza? Guardi, io lavoro all'OGS, quindi non ho un profilo scientifico, lavoro come project manager nella gestione dei progetti europei, però ci sono tanti ricercatori, tanti colleghi, insomma, che studiano da anni, e ci sono istituzioni serie scientifiche che basano, insomma, i propri studi su un metodo scientifico, e il cambiamento climatico è un fatto conclamato, è evidente. Però mi dispiace sentire dal consigliere Giorgi dicendo che non è di affar della politica, non compete alla classe politica. La classe politica comunale. Al comunale. Cioè, il problema di oggi può fare molto, ma il problema di oggi è la tubatura che si rompe in via Mazzini, e dobbiamo capire perché e come risolvere immediatamente il problema, perché altrimenti chiamiamo la Meloni per risolvere il problema di via Mazzini, e non ci ognuno può fare il proprio. Cosa vuol dire? Allora bisogna essere seri. Non faccio la raccolta differenziata, vuol dire tanto ci deve pensare il governo centrale, no, è la stessa cosa. Quello è un dovere civico, è un dovere civico, ma anche un dovere dell'amministratore, quello di fare dei regolamenti per disincentivare un solo utilizzo dell'auto privata, o di favorire la ciclabilità, oppure di incoraggiare la raccolta differenziata, e ognuno nel proprio piccolo può fare qualcosa. E all'interno del Consiglio Comunale ci sono persone che negano questo cambiamento climatico, della destra, ce ne sono. Le urgenze, noi abbiamo chiesto, chiedo scusa, la telespettatrice ci ha chiesto se secondo noi c'è o non c'è il cambiamento climatico. Secondo voi non c'è, secondo voi siete d'accordo? Ma in che fantasia? Lei è fantasioso. Secondo me, allora sono state presentate delle mozioni dei consiglieri comunali, chiedendo all'amministrazione di discutere sul cambiamento climatico e quali misure intraprendere. Loro hanno detto non è urgente, quindi non c'è un'urgenza, secondo voi? Non c'è un'urgenza.
Ma gli hanno spiegato il funzionamento, ma perché ci vuole ricerca e studio, il regolamento del Consiglio Comunale. Perché lei sta parlando di emergenza e allora non so se, perché guardi, ma lei ha mai studiato diritto amministrativo? Bisogna essere sempre chiari con chi ci ascolta, perché magari uno sente il consigliere e dice ok, allora il centro-destra, lui dice destra, ma evidentemente la parola centro, ma non sarebbe nemmeno un problema, meglio di destra che di sinistra, ma siamo di centrodestra. Sai, io rappresento un partito che ha creato il centrodestra in Italia, che rappresenta il centro liberale cattolico, e poi lei rappresenta la sinistra, quali riforme avete riportato? Avete fatto bene, avete preso nello spazio, mancanza della sinistra nell'amministrazione e genericamente nella politica triestina, avete preso questo ruolo che rappresenta bene la sinistra. Adesso Trieste è fortemente di sinistra. Non è vero, il progressista municipalista, che lei non sa neanche cosa vuole dire, perché se lei dà queste etichette, lei è molto bravo a giudicare gli altri. Non sto giudicando. Come no? Perché lei intanto se mi lascia parlare poi parla lei, perché sennò da casa secondo me mi ha affibbiato un'etichetta e mi dice a me che sono giudico. Dico che adesso Trieste secondo me furbamente e intelligentemente politicamente ha preso uno spazio che in qualche maniera la sinistra ha lasciato un po'. Non c'è una sinistra a Trieste, è mancata un po' e adesso Trieste è stata brava ad andare a coprire quello spazio. È una valutazione politica, non le affibbio nessuna etichetta, mi sembra anche abbastanza corretta, credo che anzi lei dovrebbe essere corretta, poi lei evidentemente la pensa diversamente, ma comunque torno su questo. Ci segni la risposta dopo lei dice non avete valutato l'urgenza di una mozione sull'emergenza climatica perché per voi non è urgente. No, è un'altra cosa. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede che i capigruppo decidano l'urgenza, cioè se una mozione, un tema vada discusso immediatamente o faccia il percorso normale nelle commissioni per poi andare in Consiglio Comunale. Qual è la differenza? Che se c'è una mozione sul tubo rotto e quindi si sta allagando via Mazzini, allora bisogna affrontarlo urgentemente e magari passa immediatamente e se ne discute. Se invece dobbiamo discutere su quello che è il piano della ciclabilità, visto che lei parlava appunto di piste ciclabili prima, allora probabilmente è un argomento che non va discusso fra un minuto, ma un argomento che va approfondito nelle commissioni, con chi? Con il project manager, con il Giancarnetti. Ecco, questo ma non era il caso. Non è stato il caso. Ma non si può pensare che una mozione sull'emergenza climatica in Consiglio Comunale, io francamente non ricordo, ma insomma non possa avere quel carattere d'urgenza per cui va discussa dopo 30 secondi in Consiglio Comunale e invece non vada affrontata in commissione sentendo chi? Gli esperti. Perché anche prima lei ha detto voi non discutete, mi dispiace, il consigliere Giorgi non affronti, ma io rispondevo a una telespettatrice che dice secondo lei c'è o non c'è? Secondo me c'è, sì, ma comunque è un tema che non può essere Giorgi non può essere lei a rispondere. Secondo me è un tema talmente di portata mondiale che evidentemente ci sono degli esperti e delle persone che danno risposte tecniche e scientifiche. Non voglio sminuire Sveglia Trieste, ma forse qui parlare di emergenza mondiale climatica, di scie chimiche e dell'analisi del capello può essere, e con grande rispetto del telespettatore che ha chiamato, interessa a lui, ma forse un tema che va affrontato in ambiti diversi e con persone diverse. Barcarezza? Sì. Allora, è stato chiesto semplicemente da numerose associazioni, ha chiesto alla Giunta, al Consiglio Comunale, non alla Giunta, al Consiglio Comunale di farsi parte attiva, di interessarsi a questa questione. Questa richiesta, che è partita dal basso, non è stata considerata, non è stata mai discussa, non neanche, se non ricordo male, non sono stati neanche rispettati i termini di 21 giorni. Ma stiamo parlando del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale che poi è stato convocato, di quello stiamo parlando. Sì, che non è stato convocato con 4-5 giorni, non è stato quindi non sono stati rispettati neanche quei termini. Ecco, questo è il primo luogo. In secondo luogo, è vero, la soluzione al riscaldamento, al cambiamento climatico non c'è, non compete al comune, però ci sono tante
diciamo piccole soluzioni che sono già fornite, già disponibili. Loro, cioè i grandi esperti, le istituzioni, gli enti scientifici, così via, di sicuro non diranno a un'amministrazione comunale crea un parcheggio nelle rive nel centro città, oppure sostieni i mezzi di trasporto a motore, ma ti daranno altre indicazioni. Quindi è compito della politica ricevere queste indicazioni e tradurle diciamo operativamente nel territorio, cosa che dal mio punto di vista l'amministrazione non sta facendo e sta ignorando, perché, e soprattutto con l'arrivo delle grandi navi, come le ho spiegato, le grandi navi inquinano, una nave inquina come 12.000 auto, quando arrivano due navi qua in una giornata vuol dire avere 24.000 auto che circolano per il centro cittadino, solo concentrate in una zona. Ma ci rendiamo conto? E questo è il contesto, è la miopia di un'amministrazione pubblica che a fronte di qualche euro in più, qualche facile, insomma di facili guadagni, che poi non è neanche vero, che perché, come ripeto, grosso dell'indotto va a delle compagnie anche fuori del territorio di Trieste, ecco, a fronte di questi guadagni chiude non uno ma chiude due occhi rispetto alla salute dei cittadini e al cambiamento climatico. Questo dicevo. Bene, sono questioni complesse e ripeto, ma se non c'è un approccio scientifico basato su prove, studi e così via, ma un sindaco che per bontà sua sempre sappiamo il background del sindaco, probabilmente non ha la forma mentis per affrontare queste problematiche che sono molto complesse. E il sindaco giustamente ha vinto solo 5 volte le elezioni. Cosa vuoi? Purtroppo, sa cos'è il vostro grosso problema? Il vostro grosso problema è che siamo in democrazia. No, ma siamo in democrazia. E la gente ha fatto sindaco, primo sindaco non comunista di Muggia e poi 4 volte sindaco di Trieste. Evidentemente avete un problema con le persone, con le relazioni. Avete un problema. Siete un po' allergici alla parola democrazia. Siete un po' allergici. Questo non ho mai detto che non ha vinto. Mi dà un po' fastidio. Scusi un attimo. Allora, no, ma guarda, perché non mica ha vinto immeritata, cioè non ha rubato nulla, non ha mica detto che lui ha seguito le regole e ha vinto, per amor di Dio, legittimamente sindaco. Perché lei dice che non seguiamo la democrazia? Ma perché nel momento in cui lei mi dice il background di Piazza, è un fatto, è un fatto che comunque il mondo è molto complesso. Sì. Il mondo è molto complesso. Allora lei sta dando degli sciocchi ai cittadini che l'hanno votato. Non sto dando degli sciocchi, c'è qualcosa che non va. Se lei mi dice che lei dice delle cose che hanno perfettamente ragione per il futuro, per il bene, che il sindaco non è adatto, eccetera, eccetera, e quindi che qualcuno ha sbagliato a mettere lì il centrodestra per 20 anni, 25 al governo della città, e quindi chi ha sbagliato? Allora, torno a dire, apprezzo perché ognuno deve portare avanti quelle che sono le proprie conoscenze, le proprie posizioni ed è giusto così. Poi però bisogna anche confrontarsi con quella che è la realtà, che è una realtà che da una parte ha premiato il governo di centrodestra con Di Piazza, che ha vinto sempre contro tutti, nonostante tutto, di un centrodestra al governo della regione che ha stravinto e non ha fatto 5 anni di campagna elettorale, ha fatto 5 anni di amministrazione. Se poi Tuzzo per 5 anni ha parlato in friulano e poi non viene votato a Trieste, parla molto meglio l'italiano lo so, ma sì, ma non serve. Lei può parlare benissimo l'italiano, però se poi non ci sono degli atti amministrativi che fanno sì che quando si presenta agli elettori dice io ho fatto questo, questo e questo, gli elettori la giudicano. In 5 anni la destra non ha approvato un emendamento. Io ho fatto il capogruppo del PDL alla posizione dell'amministrazione PD di Cosolini. Posso dirle che è tornato Di Piazza, abbiamo vinto e io personalmente ho avuto un successo elettorale e ho fatto 5 anni di opposizione. Allora non è che l'opposizione non serve da una parte o serve dall'altra. Torniamo sui temi nostri. Ci sono delle scelte da fare, chi amministra fa delle scelte. Lei adesso mi dice che se fosse sindaco intanto eliminerebbe le navi bianche. Ebbene,
Seconda cosa, ho sentito parlare... farei attraccare non sicuramente in centro città, no. Ma secondo lei se attraccano a Servola non vanno a creare delle ulteriori problematiche agli abitanti di Servola? Probabilmente nei 500 metri che lei mi racconta che crea un forte disagio o una forte problematica di salute, sarà più pericoloso se io le metto in Porto Nuovo, dove ho migliaia di cittadini alle spalle che hanno già subito anni e anni di problemi veri con la Ferriera di Servola. Quindi spostiamo i problemi da una parte all'altra. E lei mi sta dicendo? No, lei mi sta dicendo questo. Ma forse oggi in 20 anni di Sveglia Trieste è la giornata più particolare. Forse ho sentito male, forse ho dormito poco questa notte. Lei mi dice non le farei attraccare in Piazza Unità, ma sposterei il problema. Lo sposta quindi in una zona più abitata rispetto a Piazza Unità. No, ma magari si potrebbe pensare a Porto Vecchio. A Porto Vecchio dove ci auguriamo che ci sia l'home port e quei servizi che lei correttamente sottolinea che arrivano da fuori città, invece con un home port a Trieste diventerebbero appannaggio molto più semplice di quella che è l'imprenditoria locale. Però forse lei non sa che dietro Porto Vecchio abbiamo dei rioni densamente abitati, 38.000 abitanti per la terza circoscrizione, in parte qualcosa della sua circoscrizione è la quarta, perché via Boccaccio fa parte della quarta circoscrizione, e probabilmente una concentrazione di cittadini molto più numerosi rispetto a quello che può essere il centro città. Ma al di là di questo, quindi lei dice bisogna eliminare le navi bianche, dopo mi parla di problemi del trasporto pubblico perché gli autobus, dovremmo arrivare a quelli che saranno gli spostamenti, gli autobus a idrogeno. Ma perché mi mette scusi, non ho detto bisogna eliminare, perché lei non ho detto eliminare, però è un fenomeno. E mi dica dove mettere le navi bianche, come risolve questo problema, perché è facile dire c'è questo problema. Vanno un attimo contingentate, va un attimo studiato l'impatto che hanno sul territorio, e la smetterei di fare falsa propaganda dicendo guardate quanto è bella la città piena di gente con un sacco di problemi per la cittadinanza, perché il punto è questo, che adesso il triestino si deve adattare ai servizi che sono pensati per il turista e non viceversa. Il turista non si adatta più ai servizi pensati per il cittadino, quindi sta cambiando completamente faccia la città, perché questo sono fenomeni, quello del turismo, molto complessi e impattanti sul tessuto sociale e economico di una città, e questo modo di lasciare fare dell'amministrazione attuale non contempla appunto gli impatti. E cosa sta succedendo in città? Gli affitti stanno alzando, è sempre più difficile trovare case, il lavoro offerto dal turismo è non è molto qualificato, è precario, quindi non sta portando tutta questa ricchezza come voi pubblicizzate. Quindi ha capito benissimo, quindi non è che voi vi affidate degli slogan, dicendo guardate quante navi, quante belle, quanti turisti arrivano in Piazza Unità, ma che bello, è una città che prospera. Non è vero, è una città che muore. Guardi cosa ha fatto le navi da crociera, non solo, a Venezia, oppure insomma le ho portato io dei dati di Civitavecchia, più il 50% di malattie neurologiche, il 30% di malattie tumorali per la popolazione residente a 500 metri dal porto. E quindi le sto chiedendo, il centro cittadino è una zona città ad alta densità abitativa, il centro cittadino, ci vivono le persone. Bene, quindi la soluzione quindi lei mi dà dei dati, la sua posizione, lei dice che comunque il turismo non porta a nulla, quindi rispetto, non sono d'accordo rispetto. Quindi qual è la soluzione? Il tipo di turismo che promuovete voi. Qual è la soluzione? Contingentare, forse innanzitutto studiare finché Benissimo. non ho dei dati, so con certezza qual è l'impatto ambientale di una nave di crociera. Io non è che apro i porti, dico venite, insomma. E quindi la centralina è volta proprio alla raccolta dei dati, fin qua ci siamo. Informarsi. In secondo luogo a cercare di permettere che questo tipo di turismo sia un attimo un po' più diffuso nel territorio, che non siano solo le grandi, perché vendono tutto all'interno delle grandi navi, ci sono le agenzie, vendono i propri pacchetti turistici,
la permanenza delle navi, come abbiamo detto, va dalle 4 alle 8 ore, quindi non gli permettono ai turisti di uscire dal centro cittadino, e quindi la ricaduta economica è solo parziale per pochi. Ma questo l'abbiamo capito, io le chiedevo qual è la soluzione. Ci sono altri tipi di turismo molto diversi, insomma meno impattanti. Quindi limitare le navi è un po' l'idea. Adesso non lo so, però potrebbe essere Cioè non so, oggi ce ne sono 10, sì. Meglio averne 5. Dico, faccio numeri a caso. Magari quelle 5 che dopo aver fatto le rilevazioni con l'accento nero sono quelle meno inquinanti, premiando appunto quelli che usano il gas liquefatto anziché l'olio combustibile come spesso viene usato, che è altamente inquinato. E quindi qua ecco l'amministrazione locale può fare qualcosa per cambiamento climatico, premiando l'attracco di quelle navi che inquinano meno. Questo è Io ho sentito, Bernardo, il secondo tappo di spumante aperto dagli amici di Capodistria che così possono arrivare anche con le navi, insomma, ma poi c'è una fortuna che comunque a decidere chi amministra la città sono sempre i cittadini che ci ascoltano e vanno a votare, ahimè sempre di pochi, meno, sempre di meno, però insomma magari si sentono queste trasmissioni e poi dicono ma aspetta, da una parte o dall'altra decidono di andare a votare. Il concetto è che indubbiamente bisogna lavorare su quello che è il futuro, per cui abbiamo parlato prima delle banchine elettrificate, ricordiamo di quelle che sono le grandi opportunità che ci permetterà la vendita dei magazzini in Porto Vecchio per andare poi a infrastrutturare quelle che sono ad esempio le banchine in Porto Nuovo, cioè, insomma ci sono progetti importanti, perché indubbiamente bisogna arrivare a un futuro che sia più green, meno inquinante, su questo non c'è alcun dubbio, bisogna lavorare su tutto, è una cosa che non si fa dall'oggi al domani, ma sicuramente nel frattempo che io arrivo a questo step non posso pensare di dire ragazzi, la città si è chiusa, non vogliamo i turisti, non vogliamo gli autobus di vecchia generazione, non vogliamo le macchine in centro, non vogliamo nulla, andiamo tutti in bicicletta su per via Commerciale, visto che siamo la terza città più anziana d'Italia, e poi fra 30-40 anni quei ultimi 5-6 mila triestini che ci saranno ancora avranno una città meravigliosa. Allora, sulla carta è il sogno di tutti, poi però bisogna, chi amministra deve anche rapportarsi con quella che è la quotidianità, fare delle scelte, venire incontro a quelle che sono le esigenze dei triestini e anche della città, degli imprenditori, perché infatti, sarà un lavoro precario, sarà un lavoro di bassa lega, come dice lei, sarà tutto quello che vuole, fortunatamente però l'impatto sul territorio, sì, in centro indubbiamente, non a Borgo San Sergio, non a Roiano, ma l'impatto in centro sull'imprenditoria che fa poi, che è legata al turismo, ha un suo perché, crea posti di lavoro che altrimenti oggi avremo un tasso di disoccupazione molto più alto rispetto a quella che non ci sono tutti contratti a chiamata, il 90%. Ma guardi, insomma, poi andiamo a vedere i dati, sono contratti a chiamata, benissimo. Ma visti precari, stagionali, sì. E ci sono persone che vogliamo creare lavoro. Verrebbero a San Giacomo, alla sede di Adesso Trieste, a fare le conferenze, cioè è vero che vogliamo creare lavoro. Sì, sentiamo. No, se vogliamo, creiamo un lavoro anche qualificato. È tutto bello. No, non è tutto bello. Però poi bisogna avere le ricette e poi avere la possibilità di farlo. Allora, questa amministrazione Porto Vecchio, ad esempio, Porto Vecchio cosa ha scelto l'amministrazione? Cosa sta scegliendo? Che diventi un luogo per sede direzionale e prevalentemente turistico. Questa è la scelta dell'amministrazione, che Porto Vecchio diventi hotel, ristoranti, queste cose, di continuare questa 70 ettari città del Vaticano, del Porto Vecchio, deve trovare spazio residenziale, deve trovare spazio turistico, deve trovare residenziale, immagino dell'edilizia pubblica. È stata ventilata l'idea. Però ecco, invece bisogna creare quello che da parte delle battute, bisogna creare del lavoro con puntando, abbiamo tanti enti di ricerca e scientifici qua, cerchiamo di creare impresa con questi enti scientifici, troviamo una collocazione,
un posto per questi enti e cerchiamo di metterli insieme alle imprese, anche sfruttando i vantaggi del punto franco, no? del porto, della doganalità, dei vantaggi doganali e così via. Invece nel Porto Vecchio cosa è stato fatto? Il punto franco è stato spostato. E cosa è stato fatto? Sì, è arrivata la BAT che ha portato centinaia anche di posti di lavoro, per cui insomma la scelta di spostarlo, quindi insomma non è che automaticamente nel Porto Vecchio si può pensare di. Nel Porto Vecchio ci sono state fatte delle scelte, è stato fatto una sdemanializzazione che ha portato quell'area che era abbandonata, era abbandonata da decenni a poter essere rivissuta. Indubbiamente va trovato quella che è una linea guida e vanno trovato poi chi mette i soldi, perché ricordiamoci che noi stiamo utilizzando soldi pubblici per andare a infrastrutturare, stiamo completando in questi giorni tutto quello che è il problema. La viabilità della bretella. Non solo la viabilità, ma tutti i sottoservizi, le luci, il gas, la linea internet. Stiamo andando a preparare e quindi un percorso dei fondi anche del PNRR, insomma. Sui centri, ancora 50 milioni di Renzi della ricerca, piccole cose, le dico quello che ho fatto io. Urban Center, dove abbiamo fatto un investimento grazie ai soldi arrivati dall'Europa e i soldi messi dal Comune di quasi 8 milioni di euro. Urban Center è stato aperto alla città, ci sono degli import, è stato fatto ovviamente un bando, no? Non è che il Comune sceglie Bernardo piuttosto che Laura per mettere dentro l'associazione che preferisce. Urban Center ha dimostrato che si può rivivere degli spazi con la ricerca scientifica, aprendosi la città, ed è stato un primo esempio. Servono soldi, serve sicuramente portare. Bella cosa quella dell'Urban Center, le do atto, un settore un po' magari slegato dalla collocazione geografica, ma sicuramente encomiabile, assolutamente. Però perché non ripresentare lo stesso modello in forma diversa anche nel Porto Vecchio? No, nel Porto Vecchio è stato fatta una precisa scelta direzionale, sede delle regioni, turismo residenziale, però lavoro zero, se non quello dei camerieri, con tutto rispetto per i camerieri, però quel tipologia di lavoro, avvantaggiando i grandi interessi privati. Urban Center si può riportare anche in Porto Vecchio, ma ricordiamoci quella che è l'ampiezza di Porto Vecchio, cioè Urban Center, insomma, lei avrà visto quella che è la portata, gli spazi, è una palazzina. In Porto Vecchio abbiamo i magazzini dell'Austria che hanno decine di migliaia di metri quadri, per cui hai voglia che puoi fare tante cose. La regione, Green Sesam aveva la concessione dei 4 magazzini, la concessione per cui pagavano e cifre non da poco. E indubbiamente nel momento in cui decidono di non continuare con quella che era la possibilità per loro di investire, ma che è stata bloccata da quella che è la grossa problematica italiana, che è una burocrazia folle che non permette poi che le idee, al di là che possono essere diverse, vadano a seguire un iter per cui uno dice faccio e domani mattina inizio. Green Sesam ha rinunciato alla concessione, quelli sono magazzini di una certa portata che hanno bisogno di investimenti milionari. La regione ha fatto una valutazione di poter accentrare lì i suoi uffici anche per iniziare a dare poi vita a Porto Vecchio, perché io ho sempre detto che per Porto Vecchio, Porto Vivo come si chiama adesso, ci vogliono 20 anni e tutti mi dicevano no, ma sì, perché abbiamo visto quelli che sono i passaggi. Io ho firmato la presa in carico e la chiusura della demanializzazione ed ho questo che è uno dei ricordi più belli del mio periodo di assessore, perché ho iscritto le proprietà del Porto Vecchio in quelle del Comune di Trieste a fine del 2017, siamo nel 2023, ma queste sono le tempistiche soprattutto su un'area che aveva un sacco di problematiche, dalla quotidianità della mancanza di sottoservizi al fatto che appena l'altra settimana siamo riusciti ad arretrare quella che è la linea doganale, ricordando sempre che i 5 metri dalla linea di costa non saranno mai dell'amministrazione comunale, resteranno sempre come sulle rive, no? Come sulle rive. Certo, quindi anche lì un incastro di cose, c'è Adria Terminal che non ha ancora chiuso quella che è la sua concessione, ci sono tutta una serie di cose. Indubbiamente è una sfida che però bisognerebbe provare a giocare insieme, portando ognuno le proprie caselle, le proprie possibilità, perché su cose del genere la città deve essere unita, se no resta una questione di parte. Dobbiamo dare pubblicità, dovevamo andarci 5 minuti fa, quindi breve pausa, ci vediamo tra poco.
Siamo in diretta con Sveglia Trieste. Vaccarezza voleva aggiungere? No, volevo solo aggiungere, insomma, una breve battuta, che è proprio quello che di solito nelle società, insomma, quando l'industria muore viene sostituita dal turismo, però questo il turismo, specie di massa, a sua volta distrugge, diciamo, il tessuto sociale, economico di una città e mi sembra che l'amministrazione, a fronte di un'assenza di una politica industriale, di una politica, insomma, a vantaggio delle imprese, io ricordo che negli ultimi 10 anni hanno chiuso 535 negozi, 535, poi l'amministrazione dice che sostiene le piccole botteghe, i negozi di prossimità, aprendo però dei grandi, insomma, permettendo di aprire delle grandi catene di supermercati della distribuzione. Però, insomma, quello che volevo dire è che nel Porto Vecchio, insomma, è stata fatta una scelta politica di dargli una direzione prevalentemente turistica e direzionale con le sedi. La regione sicuramente ha fatto un gran bel affare, anche se poi questo comporterà numerosi buchi, perché i palazzi occupati all'interno del centro e non solo nel centro città della regione, con i dipendenti che là spendevano soldi perché per il pausa pranzo, il caffè e così via, dall'oggi al domani andranno in Porto Vecchio e lasceranno scoperti queste zone. Cosa sorgerà in questi posti? Probabilmente altri hotel e così via. Questa sarà insomma, l'immagine, la visione del centrodestra per la città di Trieste. Telefonata, sentiamo chi è in linea, buongiorno. Rispetto. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo parlare col signore che era lei a fianco. Ne ho due. Non mi ricordo il nome. Giorgi e Vaccarezza. Giorgi. Grazie. Prego, volevo chiedere, allora, mi abito, diciamo, a San Giacomo e via Giuliani 2, 4, 6 c'è una specie di un'immondizia tutta coperta, avvolta di una grata arancio, ma c'è mesi e mesi, nessuno fa niente. Adesso i butta che le scovasse dentro, perché è normale, la gente, sappiamo, la comodità. Ecco, fino adesso era inverno, passiamo via. Adesso comincerà il caldo. Allora, come la mettiamo? Ma chi che ha messo quella far là, che ha fatto la casa nuova qua e là? Nessuno dopo si è andato a vedere. Non so, è finito, che aveva tolto via tutto, neanche per niente. Dopo vi dico, il topo che va avanti, ossia il numero 4, il numero 1/2, va a finire delle due scale che va su della galleria. Sì. E se un poco il water dei cagnolini, niente da dire, perché anche le povere bestie deve vivere. Sì. Qualchedun di questi padroni porta anche la bottiglia dell'acqua quando che campa la pipì, la popò il porta via. Ma la ditta che è venuta a scovare, a fare, non aveva forse un po' di acqua da buttare e da lavare? Aspettiamo che venga l'epidemia. Ok. Siamo abbandonati. Io dico, questo affare cinese, per me è un affare cinese, a volte ma c'è mesi, nessuno si dà vicino. E adesso in butta le scovacce, fa caldo e che problemi c'è? L'epidemia. Okay. Ma cos'è? Ma più sporchi di così non siamo? E dopo volete che devo votare? Va bene. Avete visto poca gente che andava a votare? Siamo stufi. Questo è sporcizia e anche per far malattie. Okay. Ma quella ditta, ma perché nessuno passa e butta l'occhio?
Facciamo un passaggio, signora, non avevo vabbè. tempo. Via Madonnina 5 anni fa avevo fatto un appunto anche che si è rotto, che mi cammino in mezzo alla strada, c'è le macchine che vengono su de barriera, visto qua chi tu. Adesso che ha fatto anche un'impalcatura, giustamente, della casa, così quei poveri cristi noi dovevamo camminare in mezzo alla strada per passare. E sporco continua a essere sempre più sporco. Ok, signora, grazie della segnalazione. Grazie. Via Giuliani, fra l'altro, a poca distanza dalla sede di Adesso Trieste, io una volta proprio andando via da una conferenza stampa del gruppo di Adesso Trieste durante la campagna elettorale regionale, diciamo promuovendo Patto per l'Autonomia, ho fatto proprio scala stendale, sono passato in via dei Giuliani. Lì il palazzo che ho fatto vedere prima da Google Maps è oggetto da una riqualificazione delle facciate, penso col bonus, insomma, quindi probabilmente hanno allestito l'area di cantiere e hanno anche creato quelli che sono i box, i contenitori. Sì, un cassone, penso di aver capito che un cassone, magari andiamo a vedere. Per il riciclo dei rifiuti o per anche, ogni tanto sono dei piccoli container, uffici amministrativi per chi deve mollare. Però la signora diceva appunto che qui ci buttano le immondizie, esatto, quindi non penso vorrei che si trattasse della zona a fianco che è leggermente, insomma, senza leggermente, che è scoperta e che può essere diventata un immondiziaio. Faremo un passaggio, signora, andiamo a verificare, poi... Sì, andando via di qua, il consigliere della quarta, insomma siamo in quinta, ma insomma andiamo a vedere indubbiamente anche per capire esattamente di cosa si sta parlando. Poi ripeto, è anche molto vicino alla sede magari vostra, insomma, quindi può essere anche facile poter buttare un occhio, no? E capire questa situazione come mai è uscita, è sfuggita di mano. Posso soltanto 30 secondi? Sì. Problema del commercio di prossimità. Ah, ecco, ci mandano le foto, grazie, adesso le vado a vedere. Sì, prego, Giorgio. Non è che la Giunta decide di aprire i supermercati, esiste un piano regolatore, ma no, anche qui fortunatamente se uno ha i titoli amministrativi per aprire e quindi in quella zona si può aprire quel tipo di attività, piano regolatore che tra l'altro ha fatto Cosolini e il PD, non tra l'altro. Niente col PD. Però non l'ha fatto l'amministrazione di piazza, il piano regolatore, prevede che la città, ogni singolo pezzetto di città, preveda una costruzione piuttosto che un'area commerciale piuttosto che, e quindi chi ha il titolo amministrativo può aprire. Il vero problema c'è, il problema di San Luigi, di Altura, cambiano i tempi, perché quando io ero ragazzino e stavo con i miei genitori nella parte alta di Roiano, in via Cordaroli c'era la bottega, in via Commerciale ce n'erano 4 e poi piano piano hanno aperto i supermercati, ma sono leggi di commercio che è difficile andare a ribaltare, cioè l'amministrazione comunale ad Altura, visto che si è parlato 1000 volte di questo, non può dire ok, mi riprendo e compro quello che è oggi di proprietà privata, l'ex supermercato di Altura, e cosa ci faccio? Perché nessuno può decidere di aprire, diventa un'attività di impostazione sicuramente di un piano del commercio, ma poi se l'imprenditore non va e non tira fuori i soldi, oggi l'imprenditore tira fuori i soldi se ha la certezza o la proiezione di poter guadagnare, e questo sicuramente è un problema che in rioni periferici vanno a privare del tessuto commerciale, però non è facile, privato e pubblico evidentemente spesso e volentieri si scontrano o comunque non riescono a trovare dei punti di incontro per far sì che poi il cittadino abbia dei vantaggi. Ecco, la vediamo a schermo, questo è il gabbiotto arancione che segnalava la signora, probabilmente è un'area di cantiere che poi vuoi il tempo, vuoi qualche vandalo, non lo so, si è incrinata, si è un po' deteriorata. E qualche vandalo ci butta le immondizie, perché bisogna dire la verità anche che quando butti le immondizie non tiri sulle direzioni canine, può esserci l'amministrazione che vuoi, ma è il cittadino che non ha rispetto di se stesso e butta le immondizie lì. Certamente quell'area di cantiere la segnaliamo, va verificata. Chi ha l'area di cantiere sa che deve pagare, ha un permesso per tot tempo, ma deve tenere anche in sicurezza l'area stessa, non mi sembra proprio in sicurezza. Vaccarezza, prego. Sì, cosa può fare un'amministrazione comunale per quanto riguarda i negozi di prossimità? Sì. Sicuramente ha ragione il consigliere Giorgi,
riguardo al piano regolatore, che insomma ci sono delle dinamiche in cui ha poco margine di manovra, diciamo, l'amministrazione comunale, però quello che può fare magari è valorizzare, rigenerare degli spazi pubblici in modo per renderli più vivi, più abitati dalle persone e dai cittadini del rione, e in questo modo magari i negozi di prossimità possono continuare a lavorare, ad operare. Se invece lasciamo che le periferie, insomma, non investiamo delle risorse, abbiamo fatto uno studio noi come adesso Trieste, prendendo il piano delle opere triennale e vedendo, individuando per ogni intervento l'area di intervento, abbiamo visto che ad esempio che nella quarta circoscrizione, nel centro cittadino, il comune spende circa 2.200 euro pro capite per persona, per abitante, mentre ci sono rioni, Valmaura o anche addirittura San Giacomo, che è proprio qua vicino, insomma vicino al centro cittadino, il comune ne spende 400-500 euro, cioè spende 4 volte di meno. E sono proprio in quelle zone dove i negozi di prossimità chiudono, perché fanno fatica a trovare persone. Ma perché? Perché il comune non investe in queste aree, in queste zone, non rende gli spazi abitabili, e quindi piano piano c'è un degrado e c'è anche una percezione da parte dei cittadini sempre di meno sicurezza. E infatti noi diciamo sempre che le soluzioni alla sicurezza, al problema della sicurezza, non possono essere le sole telecamere, perché quelle funzionano da deterrente, però ed intervengono a valle del problema. Invece bisogna lavorare a monte, come? Riqualificando e rigenerando gli spazi, dando gli spazi degli edifici di proprietà comunale magari alle associazioni cittadine, ai comitati di quartiere, in modo che vengano organizzate, realizzate delle attività a beneficio della comunità. Spazi più abitati sono anche spazi più sicuri, ricordiamocelo, e anche più economicamente più vivaci. Diciamo. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei chiedere ai signori ospiti se mi dassero qualche risposta. Proviamoci. Pronto? Sì. Buongiorno. Allora, volevo chiedere ai signori ospiti, la Cegas di chi è proprietà? La Cegas? Come? La Cegas ha chiesto? La Cegas di Trieste è proprietaria il comune? No, il gruppo era, però il comune ha una quota. Come azioni? È una società per azioni. Il gruppo ERA è l'azionista di maggioranza e poi ci sono altri azionisti. L'azionista di maggioranza è il comune. Come? L'azionista di maggioranza è il comune di Trieste? No, magari, se no saremo tutti ricchi. E cosa ve la siete venduta? Ve la siete venduta allora? Ve la siete venduta allora? Ah, ve la siete venduta? Sì. Beh, in parte sì. Sì. Così è stato. Perché la siete venduta? Cosa avete fatto per i soldi che avete recuperato? Cosa avete fatto? I soldi delle vendite delle azioni ERA, Giorgi. Ecco. Allora volevo farvi una domanda. Sì. La Cegas di Trieste è fare i lavori dentro al cimitero. Sì. Dentro al cimitero di Trieste. Sì. Che doveva essere il 51% del proprietà del comune. Adesso voi dite che non è più. Ora però chiedo, se un cittadino, un artigiano di Trieste, un marmista, che è morta mia moglie, mi dispiace, e io ho chiesto di fare il marmo a un artigiano di Monfalcone. Il comune di Trieste o la Cegas di Trieste si fa pagare la mazzetta. La mazzetta, sa cos'è? È la mafia. Ma cosa c'entra? La mafia. Starei attento, Antonio. È la mafia. Starei attento a dare del mafioso al comune di Trieste. Com'è possibile? Se io fossi lei non lo farei. Com'è possibile? Poi veda lei, ognuno è responsabile di ciò che dice.
Ecco, io però sono un cittadino che da 70 sono a Trieste, non sono triestino, ma da 70 a Trieste penso che la cittadinanza triestina, visto che ho anche pagato le tasse sempre a Trieste. Cittadinanza triestina? E tutto oggi sono. Io ho fatto servizio, sono della polizia. E ho fatto servizio al servizio della città di Trieste. Sì. Vorrei sapere perché devo pagare la mazzetta per fare. Mi scusi, che tipo di pagamento è questo? Ce lo spieghi? Cos'è che dovrebbe pagare? Ci spieghi che cosa deve pagare? La mazzetta per fare il lavoro davanti al logo del cimitero che ho comprato, ho pagato. Cioè lei ha pagato una lapide? L'ho pagato col logo, l'ho comprato con i miei soldi, con il mio sudore. Lei ha comprato perché un artigiano di Monfalcone, che fa parte della regione Friuli Reggio Giulia, per fare un lavoro a Trieste dentro il cimitero, per me che io ho pagato, che pago, deve pagare 1.500 euro di mazzetta. Ma non mazzetta vuol dire, io dividerei la mazzetta, ma quella per spaccare le pietre però. Ecco, vorrei la risposta. Vabbè. Allora, Grazie, rispondiamo al signor Antonio. Credo che se ci fosse dietro il pagamento di una mazzetta, più che chiamare svegliatria si doveva chiamare la procura. Se dobbiamo evidentemente... Ma non credo che si tratti della mazzetta, sarà un pagamento per un'opera esterna al cimitero comunale, perché il cimitero comunale è gestito da Cegas. Se lei ha intenzione di installarvi in maniera sacrosanta e legittima, e ancora le condoglianze perché ha perso la persona a lei cara, se lei ha interesse di collocare una lapide o un'effigie, un qualcosa, credo, non lo so perché non ci sono per fortuna ancora passato, credo che si debba interfacciare con il comune o con la Cegas, e per un lavoro diciamo di una parte terza, ha detto un artigiano di Monfalcone, ci sarà da pagare qualcosa. Non credo sia una mazzetta, credo che sia un importo prefissato. Ripeto, non conosco il mercato all'interno del cimitero. Giorgi. Sì, neanche io non conosco il mercato all'interno del cimitero, ma tranquillizziamo il signor Antonio. Per quello che riguarda la privatizzazione di quello che era un servizio comunale, inizia con l'amministrazione del sindaco Illy, viene privatizzata il servizio comunale, che diventa poi nel tempo a Cegas APS, poi ERA, e devo dire che le quote di proprietà del Comune di Trieste sono state negli anni utilizzate per fare lavori pubblici da tutte le amministrazioni. Oggi, se non sbaglio, abbiamo circa 200 milioni di euro, che sembra una cifra molto grande, ma rispetto a quello che è il bilancio miliardario di ERA contiamo il 0 punto. Ed è sicuramente un problema, nel senso che finché c'era Acegas APS, quindi Acegas era comunque, faceva parte del leone, l'assessore del sindaco alzava il telefono e magari Acegas, non dico si metteva sugli attenti, ma era più attenta. Oggi rapportarsi con ERA diventa più difficile. Sono logiche del mercato, figlie di quello che è stata una privatizzazione fatta 30 anni fa, su cui si può andare a discutere, come si potrebbe discutere sui 50 anni di contratto di Acegas per quello che riguarda il servizio di polizia, di raccolta di rifiuti. Una cosa poi sulla seconda parte, mi auguro di no, ma se no bisogna appunto interpellare la Procura della Repubblica o la Questura piuttosto che Trieste, se uno presume di subire un illecito così pesante. Volevo, se posso... Velocità, così la anche Vaccarezza. No, se vuole rispondere su questo, poi volevo dire una cosa solo sulla... Vaccarezza vuole commentare la telefonata? Insomma? Sì, riguardo alla Cegas, sì, come diceva il consigliere, sono 30 anni che c'è questo fenomeno di privatizzazione. Ricordiamoci ad esempio riguardo l'acqua, il servizio idrico, che c'era stato un referendum che aveva sancito che l'acqua era un bene pubblico, che doveva rimanere pubblico, e la classe politica di allora trovò questo sotterfugio di dire sì, la proprietà rimane pubblica, però la gestione passa ai privati.
Negli anni, non so, ogni volta che sento parlare di Acegas, APS, AMGA e così via, si parla nel piccolo si parla sempre benissimo, si parla almeno anche sabato c'era un articolo che parlava di quanto faceva bene al territorio e di quali investimenti e così via. Sta di fatto che a Trieste c'è sempre per quanto riguarda l'acqua, c'è un 41-42% dell'acqua immessa nella rete idrica viene dispersa, che quindi le tubature, abbiamo visto anche ieri cosa è successo in via Mazzini, la rete idrica è un colabrodo, autentico colabrodo. A Trieste paghiamo quasi il doppio rispetto, sempre riferito all'acqua, paghiamo quasi il doppio rispetto a quello che pagano a Udine. Quindi questo servizio non è che è migliorato, assolutamente, è peggiorato negli anni. Poi anche a livello occupazionale, 10-15 anni fa c'erano almeno il doppio dei dipendenti che avevano, degli operatori che lavoravano nella strada per la manutenzione e così via delle infrastrutture. Quindi è un tema che secondo noi, come adesso Trieste, andrebbe ripensato ovviamente. Certo non è facile, però ci sono esperienze in altre parti d'Italia, come a Napoli, che hanno fondato delle società municipalizzate come una volta, no? ABC, si chiamano Acqua Bene Comune, in cui c'è questa pubblicizzazione di queste aziende che erano, secondo noi, servizi essenziali che devono devono rimanere pubblici. Cosa voleva dire Giorgio? No, allora volevo dire che Acegas e quindi è un ente privato e quindi non possiamo andare a sindacare sul numero di dipendenti. Ovvio che si può auspicare che aumenti e che ci sia più occupazione per Trieste. No, volevo ritornare al tema di prima. Si è parlato del spesa pro capite per i vari rioni, vero? Sì. Ma però bisognerebbe fare un'analisi più approfondita, perché se in centro città è 2.400 e a Valmaura 500 euro, ad esempio pesa, non so, 12 milioni di euro su Palazzo Biserini, quindi su strutture che hanno bisogno e hanno la possibilità di avere interventi cospicui, ovviamente vanno ad alzare quello che... Quindi bisognerebbe... Le abbiamo tolti da questa analisi. Sì, le abbiamo tolte delle investigazioni. Porto Vecchio non l'abbiamo considerato. No, anche perché Porto Vecchio è una cosa prevalente della terza circoscrizione. Però bisognerebbe andare a vedere poi unicamente interventi, non so, su strade piuttosto che su scuole. Facciamo l'esempio di Altura, proprio in 30 secondi. Altura, che è uno dei rioni con ormai il vuoto assoluto dal punto di vista del commercio, quindi desertificazione commerciale, seppur essendo quasi completamente in parte di, fra virgolette, chiamiamola proprietà dell'Ater, perché sono quasi tutte case popolari. Ad esempio lì noi abbiamo uno dei giardini più belli che c'è a Trieste, che è il Falcone Borsellino, che è gestito dal Comune di Trieste grazie anche all'associazione Altura che è lì presente e che in qualche maniera collabora con il Comune. Sono stato, si è parlato prima di associazioni, 31 sedi durante il mio assessorato ho assegnato ad associazioni gratuitamente per operare sul territorio. Altura abbiamo una piscina, abbiamo appena rifatto tutto quello che è il sedime stradale e marciapiedi, quindi il Comune lì ha investito, però il problema è quello, bisogna prendere un privato e dirgli vai ad Altura ad aprire un negozio. E il privato ti dice no. Ad Altura siamo riusciti a mettere un mercatino, alcuni mercatini non sono riusciti a farli fare ad Altura perché anche il lobbista mi dice ma cosa vado a fare quando non ho poi un riscontro. Quindi c'è effettivamente una problematica che non è data da scelte amministrative a prescindere da chi le fa, ma c'è una problematica generale dove in qualche maniera siamo chiamati ad andare nel grosso centro commerciale piuttosto che nella grossa area. Basta vedere la trasformazione, io dico positiva, di via Flavia, perché via Flavia, abbandonata negli anni anche grazie ai supermercati, torna a vivere. Però è un problema molto generico, molto di usi, molto commerciale anche a livello nazionale. Dobbiamo andare in pubblicità, quindi io ringrazio Tommaso Vaccarezza di Adesso Trieste per essere stato con noi. Grazie. E il consigliere di Forza Italia Lorenzo Giorgi. Grazie, un saluto a tutti. A entrambi voi una buona giornata, un buon lavoro, breve pausa, a tra poco. Bene, ritrovati in diretta con Sveglia Trieste. Buongiorno e benvenuto all'assessore comunale alle politiche sociali del Comune di Trieste Massimo Tognolli, ben trovato.
Buongiorno Bernardo, buongiorno alle nostre telespettatrici e ai telespettatori, buongiorno e buona settimana. Bernardo, trovo la sedia ancora calda, nel senso che c'era dietro Lorenzo Giorgi. No, ma l'ho lasciata io stesso venerdì sera qui a Ring e la ritrovo calda questa mattina, però ti ringrazio molto per l'invito. È un modo anche per farsi conoscere al nostro pubblico. A Ring c'è più magari un dibattito politico, qui c'è un confronto anche con le telefonate, con le mail. Chiedo scusa sempre per le mail, sono sempre tante, non riesco mai a leggerle tutte, anche perché quando abbiamo due ospiti poi le fasi ogni tanto diventano concitate. Al di là di questo, dicevo, un modo per farsi conoscere, anche perché lei ha preso in mano un assessorato che comporta anche un investimento per il Comune di Trieste molto importante, molto ingente, le risorse che vanno dirottate alle politiche sociali, e la sua nomina è arrivata recentemente anche a seguito delle elezioni regionali, quindi un modo anche per descrivere quello che sarà il suo lavoro da qui in avanti. Se ha piacere può farlo proprio in partenza, anche un accenno alla sua nomina. Le reazioni che ci sono state le abbiamo raccontate anche noi di Tele4 con la scelta del sindaco, la posizione degli altri consiglieri ex della lista di piazza, e quindi siamo arrivati a qui e oggi. Assessore. Grazie per la domanda, che in realtà mette tanta carne al fuoco. Mi piacciono le grigliate. Comincerei le grigliate miste, direi. Sì. Comincerei dall'inizio. Anzitutto grazie perché questi inviti mi danno modo di condividere con le cittadine e con i concittadini questi primi momenti nel nuovo ruolo di assessore alle politiche sociali e al welfare, che sono momenti particolarmente caldi, particolarmente intensi, quindi un modo per condividerli con la città. A partire, ti dirò, dallo stesso ruolo, dalla parola del ruolo, ovvero sia quello di assessore. Assessore, che è un termine che significa colui che sta seduto vicino, e mi piace molto ricordarlo perché stare seduti vicino implica un concetto di vicinanza tra le persone che è sempre molto importante, ma credo lo sia ancora di più per chi come me avrà nel suo ambito di competenze quello di occuparsi delle persone che manifestano delle fragilità o esprimono un disagio. È un concetto di vicinanza al quale tengo molto, di vicinanza anche fisica. L'inizio come è stato? È stato un inizio, il primo istante è stato di gioia misurata, perché mi viene data la possibilità di lavorare ancora di più per la mia città. È stato un po' il motivo per il quale un anno e mezzo fa, come tu ben ricordi, mi sono candidato, anche in segno di riconoscenza verso la città dove sono nato, città che mi ha dato tanto, e penso che sia bene avere un senso di riconoscenza, la consapevolezza della mia fortuna nell'essere nato in questa città. Quindi mi piace condividere e proseguire questo percorso, quindi una gioia misurata, poi come accennavi tu sicuramente anche un momento di umano dispiacere verso coloro i quali io li considero degli amici, perché questo erano, questo sono e questo continueranno a essere, magari hanno provato un momento di malessere, di dispiacere, ma sono persone con le quali, come ho avuto modo di dire più volte, io ho lavorato molto bene e sono convinto che continuerò a lavorare. Dopo questo momento di umano dispiacere si è girato pagina e ci si è immersi in un'attività che è molto, molto intensa e devo dire meravigliosa. Ti dico questo, il mio predecessore che mi conosce molto bene, nell'augurarmi buon lavoro, mi conosce, sa che ho anche un temperamento particolarmente emotivo. Ecco, mi ha detto che ti troverai bene quando entrerai in questa famiglia e se ti conosco ti ci innamorerai. Ha colto un po' nel segno, perché non ci si può non innamorare, e questo processo credo che sia iniziato. Un processo che formalmente è iniziato mercoledì 19 aprile alle 15:30, ricordo questi numeri perché ovviamente sono numeri importanti, hanno un forte valore simbolico, quando ho firmato l'accettazione della delega in comune, e lì c'è stato un momento assai significativo. È venuta, e ho avuto modo di conoscere
dirigente, la dirigente che è responsabile del Dipartimento delle Politiche Sociali e del Welfare del Comune di Trieste, la dottoressa Ambra De Candido, che ho avuto modo di conoscere e concretamente e anche simbolicamente mi ha accompagnato in assessorato nel Dipartimento. Assieme a lei ho varcato quindi la soglia del Dipartimento e di quello che sarebbe diventato il mio ufficio, e da quel momento in poi, dalle ore 16, abbiamo cominciato a lavorare in maniera molto intensa e molto proficua, e di questo vorrei ringraziarla. Poi tu mi chiedi anche quelle che sono un po' le direttrici di marcia di questo primo periodo. Premetto, come ho avuto modo di dire più volte, che quando entri in una squadra che vince, appena tu entri non devi fare nulla, devi lasciare che le cose vadano, almeno all'inizio. E la squadra dell'assessorato alle politiche sociali e del Dipartimento è una squadra vincente, è una squadra che, come il nostro sindaco ha ricordato più volte, è una squadra meravigliosa, che ha ottenuto risultati meravigliosi, quindi ovviamente non si può che proseguire lungo questa strada, che significa grande attenzione al sociale. Abbiamo una telefonata, sentiamola, poi andiamo avanti anche su altri dettagli. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Nadia Bellina. Buongiorno Nadia. Buongiorno dottor Gulotta, buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Sì, ci dica. Buongiorno. Sì. Allora, intanto volevo chiedere al suo ospite se sarà anche lui così presente come è stato l'assessore Grilli, con la nostra associazione, che ha avuto sempre vicino l'assessore Grilli, solamente che non ho la possibilità ora di contattarlo perché non ho né la sua mail né il suo telefono. Se sarà così gentile da comunicarmi, mi farà molto piacere avere la sua conoscenza e anche i suoi contatti. Senz'altro. Poi volevo, se mi permettete, volevo rispondere a quello che era prima insieme a Giorgi. Vaccarezza. Sì. Allora, volevo dire due cose. Uno, volevo ricordare a quel signore lì che l'Italia è stata fatta grande da persone che avevano la terza e la quinta elementare, che erano diventati degli imprenditori che hanno fatto grande l'Italia. Uno. Poi gli universitari, tutti gli universitari che poi sono diventati anche direttori sanitari o primari o cose che avevano fatto l'Università a Trieste, non hanno disegnato di andare a lavorare in porto per mantenersi e anche di fare i camerieri. Quindi quello che ha detto, che certi lavori sono di bassa di bassa qualità, mi sembra un po' esagerato. Tutti i lavori credo siano importanti. Il signore, quando diventerà vecchio, probabilmente avrà bisogno di una OS che gli davi quello che gli serve, come spero che avrò anch'io questa fortuna, e alla signora che mi farà questo servizio le dirò grazie signora. Quindi vorrei un po' di rispetto per tutti i lavori. Certo. Ecco, scusatemi se mi sono dilungata e se durante il vostro intervento ho fatto anche questa piccola considerazione. Nessun problema. Tante grazie e buona giornata. Grazie. Allora, noi ora dobbiamo andare in pubblicità, poi Assessore Tognolli, chi ha chiamato è Nadia Bellina, la Presidente del Consorzio Centro in Via Insieme Opicina, una delle persone maggiormente attive dal punto di vista commerciale, sociale e organizzativo per quel che riguarda Opicina e non solo, l'altipiano ma anche la città, e quindi quando avrà piacere eventualmente noi possiamo fornirvi i contatti, al caso a Opicina, se chiede di lei tutti sanno indirizzarla verso dove può trovare la stessa Nadia Bellina, che ringrazio per la telefonata. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ma ci vediamo tra poco.
Ecco, di nuovo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia dell'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli. Andrà a trovare anche Nadia Bellino Picina, quindi? Senza dubbio, ringrazio la signora per la domanda che si collega direttamente al concetto di vicinanza al quale facevo riferimento prima. In questi giorni, per dare anche un po' un'indicazione su quelle che sono i miei comportamenti, in questi giorni posso dividerli in due macro aree. La prima attività è quella di conoscere la complessa macchina organizzativa dell'assessorato e del Dipartimento, sul quale magari tornerò dopo, ma per ritornare alla domanda della signora, poi bisogna conoscere il territorio. Esatto. E il territorio lo si conosce andando sul territorio, quindi ho partecipato a tutta una serie di iniziative, ricevo parecchi inviti in questi giorni e sono veramente felice di andare per quel concetto di vicinanza fisica a cui facevo riferimento. Ho partecipato ad esempio 2 sabati fa ad una splendida manifestazione sportiva dedicata agli sport per bambini e ragazzi portatori di fragilità al Palacalvola. Sabato scorso, l'altro ieri, ero al Roseto di San Giovanni, dove c'era una giornata dedicata alla salute mentale in ricordo dello psichiatra Franco Rotelli. Ecco, lì era importante essere presente per far sentire la presenza, certo mia personale, ma anche e soprattutto delle istituzioni. Era importante essere presenti e stringere delle mani. Questo è un calore umano che avvicina le persone. La prossima settimana, sabato prossimo, sarò ospite dell'associazione Astro, che darà un premio alla mamma, una mamma in situazioni ovviamente di difficoltà. L'associazione Astro è riconducibile all'ospedale infantile Il Burlo. E poi aggiungo che tra qualche giorno sarò ospite di una quarantina di persone, di simpatiche persone anziane che hanno voluto invitarmi a pranzo per conoscermi. Ecco, ho piacere di fare queste cose sul territorio e quindi le farò sicuramente con altrettanto piacere con la signora, della quale, se mi date i riferimenti, sarò io stessa a contattarla. Lei ha detto che l'accoglienza in assessorato è stata subito con un impatto positivo e che non ci sono grandi modifiche in questo primo momento per sua mano a quello che è l'impianto già avviato da tempo e negli ultimi anni dall'assessore Grilli, cioè dalla giunta precedente e la parte di giunta attuale fino alle elezioni regionali. Quindi la direzione politica non cambierà fondamentalmente? In questo momento confermo la massima attenzione mia e ovviamente del sindaco verso quello che è il mondo del sociale a Trieste, quindi questa attenzione è stata e rimarrà massima, quindi non ci saranno, dal punto di vista di questa direzione che è prettamente politica, non ci saranno differenze. Devo dire che poi per mio profilo personale considero che il grado di evoluzione e di civiltà di una società lo si misura proprio sull'attenzione al sociale, l'attenzione alle persone più fragili, quelle che manifestano un certo disagio, quindi questa direzione politica rimarrà inalterata. Poi vedremo ovviamente assieme al sindaco, ma anche assieme ai colleghi del Dipartimento, quelle che potrebbero essere delle innovazioni, ma come dire, bisogna muoversi con grande cura ma anche con grande attenzione e soprattutto bisogna conoscere la complessità della macchina del Dipartimento. Cito un paio di numeri per dare un ordine di grandezza. Come dicevo prima, c'è la responsabile, la dottoressa Ambra De Candido, responsabile del Dipartimento delle Politiche Sociali e del Welfare. Poi c'è il dottor Stefano Chicco, dirigente responsabile di servizio. Li considero 2 miei angeli custodi in questa prima fase perché mi stanno accompagnando, devo dire, con grande professionalità ma con altrettanto calore umano. Poi ci sono 20 responsabili per altrettanti uffici, per un totale di 231 persone che lavorano nel Dipartimento. Sono tante, ma del resto le attività che il Dipartimento svolge in tutto sono ben 63. Quindi una macchina complessa che io credo vada gestita con la mente, ma ovviamente anche con il cuore. Alcuni dei passi che ho fatto in questo periodo, e poi chiudo il pensiero, ecco, è anche quello di stringere la mano a più dipendenti, più persone, più collaboratori possibili, andando anche laddove questi operano.
Ad esempio la settimana scorsa ho fatto 2 incontri estremamente importanti per me, ma spero anche per loro, con 2 gruppi di assistenti sociali, in totale 40 assistenti sociali che sono stato a visitare nella cosiddetta Casa Blu, affinché mi raccontassero le storie della loro quotidianità, ma non solo la parte difficile, la parte problematica che ovviamente c'è, ma anche quelle che sono le buone pratiche che sanno mettere in atto, e sono stati 2 incontri importanti. Altri ne succederanno nei prossimi giorni, anche perché il Dipartimento ha ben 13 sedi distaccate. Ecco, io desidero andare ovunque e stringere la mano e cercare di comprendere quelle che sono le situazioni che vivono tutti i collaboratori con i quali avrò l'onore di lavorare. Le giro una domanda via mail, chiedo all'assessore Tognolli a che punto siamo con l'ascensore della casa degli anziani Bartoli rotto da 25 anni. Poi su Casa Bartoli c'è anche il problema della scabbia, poi magari ci dà qualche aggiornamento. Certo. Sull'ascensore è un tema che insomma si protrae da 25 anni, sarà mia cura fare in modo che questo tempo vada ad interrompersi. C'è un altro tema che riguarda la Casa Bartoli, sulla quale ho piacere di dare un aggiornamento. Siamo in costante contatto con il direttore della struttura, Stefano Ferroli. Sappiamo che c'è stato un caso di scabbia nel mese di febbraio, poi ne è conseguita la relativa sanificazione e igienizzazione, poi ce ne sono stati altri 2 nel mese di aprile. Poi sembrava che ce ne fosse un altro negli ultimi giorni, invece era un falso allarme. Desidero confermare, ho chiamato il direttore Ferroli proprio ieri sera, confermo che con domani mattina si conclude l'igienizzazione della casa, quindi domani pomeriggio, martedì pomeriggio la casa sarà riaperta. Intendo che sarà riaperto il primo piano, che ospita 25 ospiti, e quindi i parenti potranno effettuare regolarmente le visite. Aggiungo che per scrupolo abbiamo pensato di procedere a un'ulteriore opera di sanificazione tra un paio di settimane che riguarderà tutto il complesso, quindi tutti i 4 piani del complesso e quindi anche i 100 ospiti. Domani pomeriggio Casa Bartoli riapre. Si è capito la causa? È arrivata da fuori fondamentalmente? Sì, probabilmente sì. Qualcuno che dall'esterno ha portato, insomma, sì. Anche perché non è che nasce dal nulla. Andiamo a vedere se ci sono altre mail. No, ci si sposta anche su argomenti trattati prima con gli ospiti in precedenza. Senta, ha visto, e immagino che ha piacere magari di darci una considerazione, gli ultimi episodi di cronaca in città che hanno a che fare con situazioni di violenza, aggressioni, spiacevoli situazioni da vedere e da sentire quando sai che c'è qualcuno che è stato ferito, che è stato aggredito, eccetera. Con oggi dovrebbero partire anche dei controlli specifici nella zona di Piazza Goldoni con un presidio fisso. Al di là dell'episodio è il clima che va preso e va contestualizzato, vuoi il Covid, vuoi la mancanza magari di lavoro o i costi troppo alti, visto che il caro vita sta incidendo in un poco sulle famiglie, sui cittadini. Che idea si è fatto di questo momento storico in città? Sono episodi tragici, sono episodi che sono, ahimè, sempre più frequenti e riguardano soprattutto le persone più giovani. Quindi la violenza va condannata sempre e comunque. Detto questo, condannare non basta. È chiaro che questi episodi di violenza sono un fotogramma, sono l'ultimo fotogramma di un film che in realtà è molto lungo e parte molto prima. Chiaro che in questa fase non si può che agire con le forze dell'ordine, quindi in termini di sicurezza, ma le cause sono altrove. Io credo che le cause stiano nella famiglia, in valori che sono per me importantissimi come quello della famiglia, ma anche nella scuola e più in genere nella cultura. Ecco, lì stanno le cause che determinano poi a valle questi episodi, e quindi lì secondo me bisogna agire. La nostra società è oggetto di una profondissima trasformazione da tanti punti di vista, e quindi
famiglia, scuola e ovviamente cultura meritano secondo me grandi investimenti che poi possono dare i loro frutti limitando appunto questi episodi di violenza. Leggiamo dal piccolo di oggi, da oggi presidio di polizia e si prepara anche lo sbarco delle guardie giurate, la lista civica adesso Trieste insiste, servono anche gli educatori di strada, è un progetto su cui proprio questa civica insiste da tempo. Certo. Il suo giudizio? Ma al di là del nome, che poi insomma quando diamo un nome ai temi, ai problemi, tendiamo a cristallizzare un tema, quindi sicuramente può essere un supporto, un contributo. Credo però che possa agire, come dicevo prima, non sull'ultimo ma sul penultimo fotogramma. Sicuramente può essere un contributo importante, però ripeto, le cause sono da ricercare altrove, all'origine, alla base. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno al suo ospite e buona settimana. Io sono fuori tema magari, ma vorrei segnalare una cosa. Ho già segnalato tanto tempo fa, un paio di volte, che in via Badamanti, all'altezza del numero 20, c'è una perdita di acqua, ma già da 3 anni. E anche deve essere tipo fognatura, perché ha un odore tremendo, d'inverno specialmente fa il ghiaccio, e ho segnalato tante volte e viene giù dalla montagnetta, no? Di fronte proprio del passaggio pedonale di via Badamanti numero 20, dove ci sono le scalette che portano in via Pinguente. Sì. E lì è un odore tremendo, ma sono anni che io ho telefonato, almeno 3-4 anni. Se si può fare qualcosa, in ogni caso auguro all'assessore tanta salute e soprattutto buon lavoro, perché avrà da fare molte cose. Senz'altro. La ringrazio di cuore. Grazie della segnalazione, poi sentiremo eventualmente l'assessore Babuder su questo, che fra l'altro sottolineo era questa mattina di buon'ora a dare uno sguardo, ed era anche ieri sera, a dare uno sguardo alla falla idrica di via Mazzini, Piazza Repubblica, insomma anche segnale della sua volontà di rendersi attivo sin da subito nel nuovo ruolo di assessore comunale alla mobilità e all'ambiente. Dobbiamo andare in pubblicità, altra breve interruzione, l'ultima, poi fino alle 10, sempre in compagnia dell'assessore Tognolli con altri argomenti e i vostri spunti da casa, tra poco. Di nuovo in compagnia di Sveglia Trieste, dell'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli. Dicevo prima in premessa, assessore, che l'assessorato alle politiche sociali storicamente a Trieste è quello che drena un numero maggiore di risorse, anche perché aiutare le persone in difficoltà, seguirle, comporta non soltanto un contributo economico, ma anche la necessità di avere le persone che possano poi svolgere questo compito, e un alto numero di persone comporta anche un alto numero di spesa per la formazione, per il mantenimento dell'ufficio e tutto il resto. La vede un po' anche come in qualche modo una sfida quella che ha intrapreso lei come ruolo, perché i servizi delle politiche sociali del Comune di Trieste sono storicamente sempre stati di livello molto alto se paragonati al resto d'Italia, quindi diciamo lei è chiamato a mantenere alto questo livello. Senza dubbio il livello è alto e deve rimanere alto. Senza dubbio questo comporta ovviamente delle risorse che, ricordiamolo, non solo vanno a dei cittadini ma provengono anche da cittadini. Questo è un po' il circuito, risorse di cittadini per altri cittadini. Il livello deve essere mantenuto alto, e devo dire che io anche per formazione lavorativa ho una certa propensione verso i numeri e le percentuali, ma devo altresì confessare che non ho iniziato dai numeri, ho scelto di iniziare dalle persone, perché poi sono le persone
le persone che producono i numeri e non viceversa. Questa è stata la mia scelta. Se lei dovesse scegliere un qualcosa, le avevo chiesto l'intervista rapida del telegiornale il giorno in cui ha firmato, se lei dovesse scegliere un qualche obiettivo che ha intenzione di perseguire in maniera un poco più mirata, c'è un qualcosa all'interno di tutta la miriade di attività a cui tiene particolarmente o che magari anche prima di entrare in assessorato vedeva da fuori come qualcosa da migliorare, modificare o su cui puntare? Detto che non ci può che essere un'attenzione assoluta per tutte le categorie di persone che presentano delle fragilità, ma soprattutto verso i bambini e verso gli anziani. Questa è un'esigenza che esce ovviamente dal nostro cuore. Per quanto riguarda più in generale, insomma, un'indicazione in questo senso, ecco, mi piace pensare che continui a esserci e ci sia sempre di più una bella collaborazione anche tra assessorati. Penso che una città è un tutt'uno, un qualcosa di completo, compone un'unità senza compartimenti stagni e quindi non ce ne sono neanche tra assessorati diversi, quindi mi piace pensare che questa collaborazione si approfondisca sempre di più e chi lo sa, magari segua anche una delle mie inclinazioni, che è quella culturale, che è quella musicale, quindi per esempio pensare ad una collaborazione sempre più stretta con l'amico e assessore Giorgio Rossi, assessore alla cultura. Ecco, mi piace pensare a questo, e del resto lo stesso episodio che citavo prima, quello della manifestazione che si è svolta al Palacalvola, ecco, lì c'è stato un felice connubio tra sport e persone che presentano delle fragilità, e credo sia un connubio vincente e credo che questa manifestazione, che era la sua prima edizione, ne avrà sicuramente delle altre. Ecco, penso a queste forme di sinergia. La sinergia di per sé stessa è un valore aggiunto a costo zero, qualcosa che abbiamo già dentro di noi e che si tratta di mettere a frutto. Certo. Abbiamo una telefonata, sentiamola, buongiorno. Tanto si parla degli anziani di fragilità. Per avere un appuntamento per la terapia del dolore, posso parlare o no? Sì, prego, certo. Per avere un appuntamento per la terapia del dolore, sì. Ho tanti, però ho tanto fragili, siamo noi fragili, anziani, poverini, bisogna aiutare. Un cavolo ne aiuta. Noi ne aiuta per fare l'appuntamento per una terapia del dolore. Mi scusi se sono agitata, perché stamattina ho dovuto parare a tutto il tavolo mio di casa. L'ho chiamata per tutto. Bisogna aspettare. Non vorrei con 1.000 euro vedere la visibilità di mio marito, che ha lavorato 41 anni in quartiere del Cimavo, se è andato in pensione a 56 anni, morto di cancro dell'amianto. Fermo tutto là, dei dottori. Mica la reversibilità, devo tirare su 2 bambini bravi, che sono grandi, 40 anni, eccetera. Bambini. Non siamo protetti dalla legge, non siamo niente. 5 mesi per fare la terapia del dolore, però privato. Privato domani. Per una visita 120 euro. 120, ancora che poco. 120 euro ho pagato, non gli ha risolto un clinic maggiore. Niente. Veramente siamo proprio, perché anche voi, anche il Gulot, anche lei diventerà anziano un giorno. Speriamo di no. Non siamo trattati bene. Non siamo, perché non avevamo reddito, non avevamo niente, abbiamo priorità degli altri. Magari aver 36.000 euro, sei una signora, non dassi mai, pagassi tutto. Ecco, e stamattina avevo tanto pianto, avevo portato tutti i documenti per aria. Io andavo a Piazza Unità e tutte le carte di totali, tutto parere, non avevo mai sfruttato la sanità. Mai avevo niente, Golota, mai, del 80 comincio a avere in piedi anche me. Ecco, e questo mio papà si è morto per forza della resistenza, cominciato da causa, perché la figlia stia bene un giorno. E invece a 80 anni sono qua che corre qua, mi manda dappertutto. La va di là signora, sì, terapie no. Continuamente, sono mesi insempiata, non capisco più niente. Ecco, volevo sfogarmi quello. L'ha fatto bene.
Golotta, te prego, scusati di scala. Non si deve scusare signora, non si preoccupi. No, guardi, non si abbatta più del dovuto, poi con calma, so che... Stamattina ho battuto le carte, ho buttato per aria. Insomma, questo è lo sfogo, questa è la reazione. Che cancri, ti immagini che amiche tutte col cancro? Difatti. Immagini lei. Non dovesse la sanità essere così, dovessi finire così, perché devo passare nella vita noi. Sono nata sotto la seconda guerra mondiale, mio papà è morto per la libertà e mi tocca pagare tutto. 120 euro per una visita di 2 minuti e non può capire un Cristo, non può capire niente. E non sono stupida, non può fare, non può niente, con la testa che lavora da Dio. Però dentro l'anima mia mi sta morendo, perché veramente vedo che c'è tutto ingiustizia, grazie. Grazie per lo sfogato. Si immagini signora Luisa, si faccia forza, io capisco lo sfogo, il momento di scoramento, il momento in cui si vede che anche davanti alla burocrazia, al rimpallo di uffici, ai ritardi, alle liste d'attesa, poi con perseveranza si arriva a un risultato. Non dovrebbe essere così, Tognolli, qui mi riallaccio prendendo, diciamo, estraendo dallo sfogo della signora, a cui va tutto il rispetto, un dettaglio della vita di ogni giorno è proprio la difficoltà di accesso talvolta a quelli che sono i servizi primari ed essenziali. La signora parlava della sanità. Lei è stato spettatore della campagna elettorale regionale, ma ha ben capito come questo sia la priorità in assoluto, con il lavoro probabilmente, e io ci metterei allo stesso piano tutte e tre anche la famiglia, una delle esigenze da dover risolvere prima possibile per fare in modo che il cittadino non si senta abbandonato. Poi questo ha ripercussioni anche, se vogliamo, sulla politica, perché l'abbandono che percepisce il cittadino si traduce in non vado a votare, ma quello è secondario probabilmente adesso. La cosa primaria è dare un'indicazione al cittadino, sapere in che ufficio deve andare, sapere che deve parlare con una persona e avere dopo in maniera conseguenziale una prestazione o un risultato. Questo è stato uno dei temi centrali della recente campagna elettorale. Io sono convinto che sicuramente l'amministrazione regionale porrà questo tema come una delle sue priorità. Del resto, come dire, mi ha quasi commosso un po' la signora, perché ha riportato uno spaccato di verità che, diciamolo, un po' anche noi in tutte le nostre famiglie viviamo, la difficoltà delle persone anziane ad accedere a determinati servizi che magari richiedono qualche volta anche un iter che, come dire, dal punto di vista tecnologico è un po' complesso a livello di approccio per una persona anziana. Quindi credo che tutti noi condividiamo lo sfogo della signora, che però al di là della parte emotiva dello sfogo ha portato un dato di realtà molto, molto, molto sentito, credo, da parte di tutti noi. Le liste d'attesa molte volte hanno dei tempi che sono troppo lunghi, sì, ma anche accedere a una lista d'attesa, alle volte trovare il proprio medico è complicato. Per noi parlare di mail, di WhatsApp, di SMS è semplice, ma per una persona che ha 80-85 anni non lo è. No, e dobbiamo comprendere, includere anche queste persone. Le leggo una mail, un'osservazione all'assessore: le violenze compiute in città sembrano non siano perseguibili se non a seguito di denuncia che ovviamente non viene fatta per evitare vendette. Ciò è conseguenza delle norme vigenti, quindi è un vicolo cieco che non viene aperto se non si modificano le leggi del codice Rocco, scrive Enrico. Poi la normativa anche deve dare una mano alla risoluzione di queste cose, no? Senza dubbio, credo che per affrontare temi come questi, che sono molto specifici e molto approfonditi, come quelli normativi, come quelli di legge, siano necessarie persone che hanno competenze specifiche in quest'ambito, e sono certo che questo ci sarà e si troverà il modo anche dal punto di vista normativo di effettuare determinati adeguamenti. Io affrontavo il tema da un altro punto di vista, dal punto di vista della genesi, delle cause di ciò che oggi
porta a episodi di questo tipo. Le leggo ancora una mail, causa degli scontri si dice sia colpa delle famiglie, ma il gruppo del pestaggio, che può essere preso a simbolo dei personaggi che girano per Trieste, non ce l'hanno qui, sono stranieri e forse nemmeno nei luoghi di origine, non vanno a scuola, non hanno un lavoro, sono mine vaganti. Vedere più polizia a passeggio per la città è un buon deterrente e rincuora e rassicura il cittadino, scrive Renata. Quindi in questo caso la signora si rifà alla presenza fisica delle forze dell'ordine. Senza dubbio sì, mi rendo conto che è una presenza che forse non può essere poi protratta troppo a lungo del tema, però dà a tutti noi un senso di sicurezza. Di questa mail però vorrei sottolineare un termine che, mi perdoni il telespettatore che l'ha scritta, ma mi trova un po' in dissonanza, il termine colpa. Ecco, non mi piace sentire il termine colpa, molte volte ci sono situazioni che si creano e, insomma, non parliamo di colpe, ecco, l'argomento è molto molto complesso, se usiamo il vocabolo colpe come se mettessimo un po' un muro, una barriera, ecco. Detto questo, la presenza delle forze di polizia rincuora tutti noi. Senta, le vie dell'arte, cambio argomento perché mancano un quarto d'ora, stagione 2023, 2 assessorati che si interfacciano, ci sarà una conferenza nei prossimi giorni, però questo è uno di quegli elementi di cooperazione di cui parlava prima. Senza dubbio sì, preciso che tra i 2 assessorati non c'è il mio. No, ecco, certo. Questa è un'attività che ho deciso di intraprendere lo scorso anno, quando si ricorderà ho presentato in Consiglio Comunale una mozione per una proposta culturale intitolata appunto Le vie dell'arte, per provare a iniziare un percorso che porti ad avere una visione complessiva e sistemica della cultura della nostra città. Ecco, vede, anche in questo modo forse si può aiutare, si può contribuire a quelle cause alle quali facevo riferimento prima. Le vie dell'arte appunto sono queste, sono delle esibizioni di carattere culturale, quindi di musica, di jazz, di tango, di letteratura, di teatro, brevi esibizioni svolte all'aperto, ma legate al luogo in cui esse vengono svolte. Abbiamo iniziato nel mese di dicembre con 4 siti, con 4 luoghi, e adesso questa iniziativa si sta ampliando, adesso ne abbiamo 10 in tutto. Mi piace sottolineare che in questi 10, così come ci eravamo prefissati all'inizio, ci sono dei luoghi che si trovano nelle nostre periferie. C'è ad esempio Melara, c'è ad esempio Borgo San Sergio, c'è ad esempio San Giacomo, c'è Servola, quindi oltre ai luoghi del centro ci sono anche delle zone dove vogliamo iniziare a fare questo tipo di percorso culturale. È importante essere nelle periferie, esservi non solo con le parole, ma esservi anche concretamente con delle persone che fanno musica, che fanno arte, e spero che la cosa sia apprezzata anche da coloro i quali abitano in quelle zone. Perché collaborazione tra 2 assessorati? Beh, perché questo tipo di attività io l'ho svolta e ringrazio in questo senso l'assessore Giorgio Rossi che mi ha concesso di farla, quindi l'ho svolta da consigliere comunale, però desidererei portarla avanti e in questo senso ho trovato una splendida collaborazione nell'assessore all'istruzione Nicole Matteoni. Abbiamo avuto l'idea assieme, quella cioè di coinvolgere, di includere le periferie e in particolar modo le 3 biblioteche che si trovano appunto nelle periferie. La quarta è quella di Palazzo Biserini che era già coinvolta prima, in modo che si crei un legame tra le vie dell'arte, tra le biblioteche che possono costituire un pubblico ideale. Sono concerti, ricordo, di breve durata che in centro vengono ripetuti per 3 volte alle ore 18, 18:30 e 19, ricordiamolo altrimenti non diciamo le cose importanti. Si parte il 12 maggio, si parte venerdì 12 maggio, nel centro 3 rappresentazioni, mentre nelle periferie una, ma un po' più lunga, perché chiaramente in centro ripetiamo le esecuzioni più volte per coinvolgere un maggior flusso di concittadini e di turisti, mentre nelle zone ovviamente delle nostre periferie il pubblico è precostituito, un pubblico che già c'è. Rionale. 10 siti, 15 manifestazioni, 15 esecuzioni.
Sì, che il cielo ci aiuti, perché a dicembre il meteo più avverso di così non poteva essere, e invito tutti quanti, tutti coloro che parteciperanno alle Vie dell'Arte, che sono un centinaio di persone, a non guardare le previsioni per venerdì. Va bene. Non guardiamo le previsioni. Non le guardiamo. Senta, abbiamo una telefonata, ascoltiamola, buongiorno. Prego. Sono un po' fuori dal campo. Sì. Vorrei spezzare una lancia per l'uso della lingua italiana nei messaggi scritti. È tremendo vedere certi messaggi che arrivano a Ring scritti in dialetto, a parte i contenuti razzisti, limitativi, ma quelli lasciamo stare. Siamo in democrazia, bisogna accettare tutto. Ma quello che mi ferisce è vedere che Trieste sia l'unica città in Italia in cui il dialetto è assurto a dignità di lingua scritta. Io parlo 3 dialetti e trovo che il dialetto sia un'espressione meravigliosa, però va usata in un certo ambito. Io insegnavo e ricevevo le giustificazioni di assenze dei miei scolari scritte in dialetto, per cui dovevo farmele tradurre. Mio figlio non se veniva a scuola perché emissiava il stomaco, non è ammissibile. Direi che Trieste viene fuori umiliata, per cui incoraggiate l'uso della lingua italiana e i messaggi che arrivano per contenuto assurdo e in espressioni non adatte vengano scremati. Grazie, buona giornata. Grazie. Sì, operativamente parlando non so come, glielo farò presente, non mi occupo dei messaggi, non mi occupo neanche di Ring, però insomma lo farò sicuramente presente. Quello della resistenza del dialetto a Trieste è una roccaforte, diciamo. Sì, ma ecco, se posso fare una considerazione, visto il tenore insomma, della telespettatrice, dico che sicuramente insomma, dobbiamo esprimerci in italiano in quelle che sono le situazioni che lo richiedono. Detto questo, esprimo un po' un sentimento qualche volta di dispiacere, perché il nostro è uno splendido dialetto, credo dovremmo averne un po' l'orgoglio, non so se perché io appunto sono nato a Trieste, quindi magari non vedo le cose con la necessaria oggettività, ma chi è nato a Roma è orgoglioso del suo dialetto, chi è nato a Firenze è orgoglioso del suo dialetto, e chi è nato nelle nostre splendide città italiane ha l'orgoglio del dialetto. Ecco, non so se mi sbaglio, ma mi sembra che questo orgoglio verso il nostro dialetto triestino non ci sia, e questo non significa avere l'orgoglio per il proprio dialetto, non esprimersi in lingua italiana correttamente in italiano. Ecco, credo si possano fare entrambe le cose. Cioè c'è il momento del dialetto e il momento del... Senza dubbio. Insomma sì, questo è fondamentalmente, ecco, l'esempio che ha portato la signora della scuola dovrebbe essere, diciamo, un poco più formale, almeno da un punto di vista del rapporto fra i genitori e gli insegnanti, ma non perché il dialetto non vada bene, ma anche perché poi i ruoli vanno ben distinti. Io sono sempre stato favorevole alla divisione dei ruoli, ma con un temperamento amichevole, cioè io e lei fuori dalla diretta ci possiamo dare del tu, però lei rimane l'assessore, io rimango il giornalista, non mi posso permettere di prendere sotto gamba il fatto che abbiamo avuto modo di conoscerci e che quindi mi posso permettere di disturbarla come potrebbe fare il suo miglior amico, ecco, quindi secondo me la divisione dei ruoli, e poi lo si evince in questi casi anche dal modo in cui ci si esprime e dal modo in cui ci si rapporta. Gli strumenti oggi sono diventati molteplici, prima c'erano le telefonate e il vis-à-vis, oggi c'è WhatsApp, la videochiamata, il messaggio vocale, c'è un po' di tutto, però ecco, in questo caso io sono un forte sostenitore del dialetto, a prescindere da quale sia, come diceva lei, romano, fiorentino, napoletano, palermitano che sia, sono un forte sostenitore del dialetto perché è lo spaccato più vicino della cultura di un posto, ancora prima del monumento, ancora prima della sua storia, è la porta d'ingresso della cultura di un territorio, e basta andare a Gorizia da sentire che il dialetto, anche basta andare a Muggia, facciamo un termine più vicino, e si capisce come il dialetto già cambia, e quindi è bello ed è identitario. Al contempo sono d'accordo con la signora, ci sono luoghi e momenti in cui la lingua italiana va parlata correttamente e va mantenuta come tale, quindi mi trovo d'accordo con la signora su quanto dice e Tognoli, quanto anche ha detto lei poco fa. Sentiamo ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Sono io? Sì, prego, ci dica.
volevo dire una cosa, a proposito di dialetti. I friulani hanno preteso che il loro dialetto sia lingua ufficialmente. Perché non pretendiamo anche noi cristini che il nostro dialetto, che noi siamo il capoluogo, sia messo come lingua ufficiale anche in consiglio elettorale, conosciuta lingua insegnata a scuola e che ci siano dei testi del dialetto, perché non ci sono più disponibili facilmente i testi. Diamoci dignità, pretendiamo anche noi di essere veramente il capoluogo della regione. Ecco, questo dico. Quindi diamo dignità di lingua al nostro dialetto. Ecco, grazie. Grazie. Poi c'è un po' di campanile anche in tutto questo, però sta di fatto. Vuole dire due parole sul friulano? La mia lingua è la lingua italiana, di questa lingua io sono felice e sono fiero della sua storia, delle sue origini, quindi la mia lingua è la lingua italiana. Il dialetto è cultura locale, però ecco, la lingua rimane quella italiana. Ho ancora telefonata, credo. Buongiorno. No, vediamo se ci sono delle mail, altrimenti io le volevo domandare, ce n'è forse una, sì. Ci rendiamo conto che tutta questa tecnologia è deleteria per le persone anziane, è il riferimento alla signora che ha chiamato prima con il suo sfogo, per come stanno andando le cose, è come se i suddetti dovessero per forza stare al passo coi tempi, perché non li lasciamo tranquilli oppure vogliamo, come sembra, tagliarli fuori da tutto? Questo è poi il percepito, chi non ha modo di stare al passo, modo, possibilità, voglia, tempo di stare al passo con la tecnologia che oggi vincola alcune delle scelte amministrative, vedi le iscrizioni, le liste magari di attesa da dover prenotare online e compagnia, questo taglia fuori talvolta le persone che vivono magari sole e sono poco avvezze alla tecnologia, che si trovano in difficoltà. Questa è la realtà, credo non ci sia la cattiva volontà di nessuno, la tecnologia è in formidabile evoluzione, progresso costante quotidiano, nessuno credo voglia tagliare fuori nessuno, certo che è un tema che i nostri tempi pongono e dobbiamo cercare di avvicinare le persone, tradurre anche per le persone anziane la tecnologia in modo che possano utilizzarla. Mi rendo conto che è complesso il tema, però ripeto non c'è la cattiva volontà da parte di nessuno. Com'è andata Ring l'altra settimana? Non gliel'ho domandato. Com'è andata? È stata la mia prima esperienza a Ring, ovvero sia l'avevo vissuto ma da telespettatore, non è esattamente la stessa cosa. No. È stata molto interessante anche perché è un altro modo per rapportarsi ai propri colleghi. Devo dire che oltre a dire delle cose ho ascoltato tanto e ho portato tanto a casa anche dagli altri interlocutori e credo che ne sia uscito una sorta di salotto, perché Ring un po' è un salotto dove i telespettatori e le telespettatrici abbiano potuto comprendere un po' quello che è il nostro profilo e quelle che sono le nostre idee. Aggiungo questo, se posso. Prego. In velocità. Mi piace il clima che c'è a Ring e di questo mi complimento con voi. Grazie. Credo che il pubblico sia, uso un termine forte, ma davvero stufo di trasmissioni dove le persone parlano una sopra l'altra, dove ogni intervento non riesce ad essere compiuto, dove non si arriva a un punto ma si viene continuamente interrotti. Ecco, questa sorta di polemica costante e continua che ahimè sulle nostre televisioni alberga molto frequentemente, credo che sia una delle tantissime cause che portano anche a un grado di disaffezione verso la politica, cosa che non avviene qui a Ring, quindi sarò ben lieto di partecipare ogni volta in cui vorrete invitarmi. L'ultima mia domanda, perché abbiamo veramente 1 minuto e mezzo, il suo assessorato è probabilmente quello che per rapporti umani è il più sensibile. Lei era ed è pronto a sentire storie di disagio, avere a che fare con persone che hanno fragilità, difficoltà, cioè bisogna avere anche un carattere per poterlo sostenere. Cosa mi dice? Senza dubbio è così, la prendo in maniera così larga. Molto larga, molto generica.
però spero anche esaustiva. Le neuroscienze ci dicono che ci sono due macro aree, un'area è quella delle attitudini, l'altra è quella delle competenze. Le attitudini sono dalla nascita, le attitudini sono innate, le competenze si acquisiscono con lo studio e con l'esperienza. Ecco, io spero che si avveri la previsione del mio predecessore, che ha previsto appunto per me che mi sarei innamorato di questo, anche di queste persone, quindi auspico che questa cosa possa davvero avverarsi, ma devo dire che già un po' sta avvenendo. Ha avuto già dei segnali buoni. Ringrazio l'assessore comunale Massimo Tognolli. Grazie alle politiche sociali del Comune di Trieste per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutte le telespettatrici e i telespettatori. Arrivederci a lei, grazie a tutti i telespettatori per averci seguito. Sveglia Trieste torna domani come sempre alle 7, buona giornata.